Allora, voglio 3 punti, 3 punti, 3 punti, 3 punti, 3 punti. Milinkovic Savic, Milinkovic Savic, Milinkovic Savic, Milinkovic Savic. KDB, 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 KDB. Oilund, 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 Oilund. Spunti tattici da morire. Ci divertiamo stasera. Stasera ci divertiamo. Qua. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le loyali, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. E il nostro pilastro, ne abbiamo avuti tanti di pilastri oggi. Allora, dove sta? Perché vi avevo detto in chat un attimo che mi cambio i pantaloni e vengo. Ma qualcuno ha fatto giustamente la battuta, ma tanto si vede a mezzo busto. No, me li dovevo cambiare perché nel finale mi sono veramente preso paura. Perché non ce l'avrei proprio avrei parlato, vi assicuro, avrei parlato di una partita vinta, avrei fatto finta che abbiamo vinto lo stesso nonostante il pareggio finale e tutte le cose belle di De Bruyne, l'utilizzo insieme a McTominay, tutti degli spunti tattici bellissimi che non potevano andare perduti, parlando poi di modulo, parlando poi di con un pareggio all'ultimo secondo. Quindi che bello, partiamo dal che bello. Secondo, i like. Terzo, iscrivetevi al canale Fluidzot perché ancora una volta risultato esatto col brivido finale. E ringrazio subito Valeria che in pre-live si doveva vincere e si è vinto. Chiedete scusa a KDB, vergognoso quello che si è letto in questi giorni. Valeria, domani mattina tu e tutti gli altri a guardare la reaction, io lo so, la mia community preferisce i video dove con calma analizzo, vi faccio vedere le immagini, però le partite per me sono tre cose, sono la live, la reaction e l'analisi, è un misto di queste tre cose e nella reaction c'è il chiedete ad altissima voce, chiedete scusa con la K, chiedete scusa con la K a KDB. Perché non è veramente, si è detto la qualunque, uno ascolta, legge, fa un'analisi disonesta, distruttiva da parte di chi ci vuole vedere affondare. È un giocatore di una classe, di una possibilità che noi veramente poche volte abbiamo visto e sono d'accordo se qualcuno mi dice che non è ancora al 100% della forma, sono d'accordissimo e con questa forma scatta, supera un uomo in velocità, mette Oilund in porta, il pallone che mette, il cross. Vabbè, andiamo a leggere tutte le vostre cose, i vocali e tutte le cose. JJ Sontuoso, mi fa piacere prendere questo messaggio come prima, Andres, perché un altro tema è proprio quello, cioè cadono, bravo anche Beukema, grande partita anche di Beukema, però si alternano attorno a Juan Jesus e Juan Jesus ancora una volta di grande sostanza, di grande affidabilità. È bene che almeno noi lo diciamo, visto che in giro non si dirà. Claudia. No, ma veramente, è bene dirlo, è bene ripeterlo, Massimiliano, perché è un peccato. Daniele, aspetta, però mi perdo Claudia così. Fammi recuperare Claudia. Non mi trova. Rostà. Eccola qua. Allora, per una partita così ci vuole una donazione importante. Che punta. Evviva i biondi. KHM. Perché tu poi includi nei biondi anche McTominay. McTominay probabilmente è uno dei temi perché è quello che mi è piaciuto di meno. E dobbiamo vedere quanto è responsabilità sua, perché alle volte la devi andare a prendere la zolla, però c'è stato un momento dove io mi sono scritto il minutaggio, quindi domani l'analisi sarà bello vedere le immagini dove sia lui che De Bruyne fanno lo stesso movimento in profondità sulla destra, quindi come se entrambi abbiano pensato fammi andare a sovraccaricare di là, non troverò l'altro, il mio corrispettivo, e facciamo una bella azione. Invece entrambi hanno avuto la stessa idea. Si può lavorare su questo e si può evitare certe cose,
McTominay anche lui, siamo arrivati al momento in cui si possono alternare. Ci aggiungo però, ragazzi, ho urlato tantissimo contro Anghissà, proprio tantissimo, e allora con un De Bruyne che mi sembra tosto, voglioso, forse troppo, perché parleremo anche di quel fallo, molto cattivo anche nell'andare a rincorrere gli avversari, fatelo giocare al posto di Anghissà. Giocano tutti e tre, McTominay, De Bruyne e Lobotka, senza alcun dubbio. Daniele, ringrazio anche te subito. La grinta di Rasmus, la duttilità di Spina, la classe Spina, pure bella partita, la classe di Vania, l'ottimo inserimento di Lang e Neres, vittoria importante con una squadra rognosa. Vale, ti stimo, ti voglio bene, amico mio. Sì, tutto vero, tutti spunti, tutti punti e spunti che andranno approfonditi molto bene. Che bello poter parlare di una vittoria, voglio, perché altrimenti sarebbe stato un dramma, un drammone proprio. Ma il rigore c'era o ha simulato? No, c'era. E io l'ho riguardato, lo tocca proprio. Infatti Politano non protesta nemmeno, lo aggancia. Non è un aggancio, però gli tocca proprio la punta e punta. E quello giustamente stramazza al suolo e non c'è niente da fare. È stato un po' ingenuo là perché è andato forte Politano. E quindi purtroppo non me la sento di dire niente. L'arbitro somigliava a Garcia, proprio fisicamente. Mi dava vibes garziane, proprio a livello di taglio di capelli, di faccia. Ditemi se ho sbaglio. Gutierrez, ottimo, grazie Tore. KDB è essenziale per uscire. Oilund freddo. Il danese. Spinazzola partitone come Milinkovic. JJ Beukema ottimi. Lobo sicurezza. McT sacrificato. Poli dura 65. Vero. Sta diventando sempre più un'unione il giochino su eFootball con la realtà. Proprio vero. Anghissà alterno. Esatto. Esattamente. Lobo sicurezza. Lobo ha fatto un partitone su Yulman. Ed è lì che secondo me, poi lo voglio rivedere bene, vi lancio io uno spunto, poi voi mi risponderete, andiamo a vedere poi le immagini. Nell'azione del rigore per loro c'è un momento in cui Lobotka molla la zona dove era Yulman e va a fare un pressing un pochino più feroce su un loro difensore, e lì si scompaginano un po' tutti gli accoppiamenti. Voglio rivederlo. Ma quando ho visto Lobotka mollare il biondo e andare in avanti, ho detto loco, e infatti scompaginati tutti gli accoppiamenti succede il frittatino. E ringrazio Arosta, mamma mia, piccionissimo, arbitro, un piccione estero. Quanto è bello Spinazzola a destra insieme a Neres. Sì, Alessandro, sì, giustamente non si può fare il conto dei punti in Champions, è giusto. Sì, serviva proprio la sua partita, ovviamente era l'unico che poteva farlo a sostituire il capitano, e è una garanzia, mi sembra una garanzia. Se regge fisicamente Spinazzola è un lusso da avere, da utilizzare un po' in tutte le zone del campo. Gran giocatore, stando poi col piede suo su quella fascia ha potuto mettere dei cross, ha potuto inserirsi da binario, non in mezzo al campo. Quindi bene, piace anche Spina. L'entità del bella domanda però, bella domanda Antonio. È un arbitro che ha permesso molto, alcune cose le ha fischiate. Ecco, la dico chiara come me la sento. Secondo me, dopo non aver chiamato niente su quell'intervento di KDB, che per me ci poteva stare qualcosa di più del giallo, dobbiamo essere onesti, perché la gamba era alta e ci arriva in ritardo. Poi prende pure il calcio però, cioè non è che lui entra con la gamba sul piede così, prende lui il calcio dell'avversario, quindi non è netto immediato, però mi sono messo paura. Secondo me dopo quella roba là l'avrà rivista, gliel'avranno ridetta, eccetera eccetera, e ha cominciato a fischiare un pochino a senso contrario. Poi alcune cose noi siamo un pochino, è come se fossimo un po' giovani ancora nella Champions League. Certe cose, certe malizie che altre squadre hanno, la capacità alle volte di spegnere il pallone, te lo porti alla bandierina, invece no, lo perdi e li fai ripartire, altri falli che ti devi prendere. Su questo siamo ancora un po' verdi. Che bello avervi. Milinkovic Savic, che bellezza.
importante vittoria anche se faticata, arbitraggio non degno di una Champions. Messaggio un po' forte, caro Emanuele, però Spina è piaciuto, poi serviranno tutti, cominciamo a entrare anche nell'ambito di idee che vanno bene gli 11 titolari di base, ma dobbiamo farli ruotare, dobbiamo sfruttare tutto ciò, la capacità, una panchina lunga che diventerà effettivamente lunga quando poi entreranno tutti in forma. Quel vecchio di KDB, 9 gol, assist in 9 partite, mamma mia. Ci stai aggiungendo ovviamente quelli del Belgio pure, no? Perché ne ha fatti 3, 2 assist qua. Sì, aggiungendoci quelli del Belgio. No, vabbè, dai. Io non ho bisogno di denigrare Modric per godermi De Bruyne. Capiamoci su questo, cioè io mi posso godere Modric da avversario che ha fatto una partita sontuosa e a 40 anni è ancora un giocatore di degnissimo livello, e contemporaneamente mi voglio godere il mio De Bruyne senza dire ho visto una cosa che mi hanno mandato gli amici bellini nel gruppo Telegram, proprio Nicola penso che me l'abbia mandato, in TV hanno detto no, Modric si è fermato a firmare gli autografi, De Bruyne se n'è andato, non ha manco firmato gli autografi. La dovete finire, tra l'altro facendo vedere immagini di Modric che firma la maglia a un giocatore del Lecce. La dovete finire, siete tremendi, diamo un fastidio di pazzi, e appena vogliono cercano di aggrapparsi a una minima cosa e creare un caso. Poi in casa noi abbiamo quelli che non sapendo l'analisi, non sapendo analizzare, la buttano in caciara e qualcuno ci casca, e così. Per fortuna De Bruyne è alto così e c'ha le spalle grosse così e non si fa prendere, anzi se vogliamo può essere uno stimolo in più. Avete visto che partita che ha fatto, come è entrato in campo. Non so se è andato il KDB nel primo tempo, ha fatto uno scatto di tipo 60 metri sul contropiede. No, hai recuperato, assolutamente, l'ho notato, gli scatti, il pressing che fa, la voglia di andare anche in avanti nel primo pressing, si è messo proprio a disposizione e vuole dimostrare, non deve dimostrare, ma vuole dimostrare che è capace di fare quello e quello. Poi dopo la sua classe è quella, che ferma il pallone con la suola e ti mette il cross sulla testa di Højlund, che è una cosa spettacolare. Secondo me per lui è troppo facile metterlo. Non so qual è quello là più bello, qual è l'assist più bello, perché il corridoio in corsa forse è più complicato calcisticamente. Secondo me per lui quella palla che mette morbidissima per il 2-1 è anche facile. Di conseguenza King Kevin, mi sta arrivando la maglietta, me la sono ordinata, l'ho messa sul sito fluido.net. Qualcuno ogni tanto mi dice ma tu non lo pubblicizzi mai? È perché sono timido. C'è una maglietta King Kevin sul fluido.net, andatevela a vedere se vi piace. Lang ha bisogno di fiducia, sono d'accordo, io continuo a sperare, un po' mi ha fatto mi ha fatto urlare così e così, però poi ha fatto anche dei bei recuperi in i K di Bucchi. Marat, quando parlano di KDB sento solo un bla bla bla. Bravo, questa dovrebbe essere la nostra reazione. E da Napoli, ultime notizie da Napoli. De Bruyne, e tu senti solamente bla 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 bla. È così, caro Mairat. Perché Marat. E ti bacio, e ti mando un bacio gigante, come lo mando a Diego, grazie mille, e come lo mando a Michele. Criticare KDB è da incompetenti, da ignoranti, da lautardi. JJ immenso, Savic santo, salvate Scott. Vedete che il salvate il soldato Scott, poi l'hai fatta tu l'immagine con l'ha già usata quella cosa là. È proprio il tema che avevo introdotto nell'ultima analisi, nel senso che poi gli è richiesto di fare delle cose che lui nelle corde ce le ha, le può fare, le fa con grande sacrificio, ma poi gli perdi tutta una serie di cose
lo può fare il centrocampista anche di sacrificio, lo ha fatto tutta la sua vita. Forse era un errore, cui altri allenatori hanno sbagliato, però il misto, l'ibrido che deve essere esterno sinistro, quindi deve finire a fare anche il terzino in certe fasi della partita, è troppo un peccato, e va a finire che lo metti in difficoltà e ne perdi le qualità. Quindi salvate il soldato Scott. Politano e Anghissà a riposo, sono d'accordissimo, anche Politano stava facendo un bellissimo gol. Il tema su Politano è che la fascia è pesante in Champions. Di Lorenzo fa la cappellatina, Politano fa la cappellatina, entrambi da capitano. Lobotka con la fascia di capitano fa la cappellatina pure lui, era capitano già. Che tema, 3 su 3. Poi ne parliamo, ruotiamo. Sono d'accordissimo. E andiamo a leggere altri messaggi. Guagliù, siamo in tanti. Fatemi una vrangata di like in questo momento. Sto vedendo questa live solo per vedere Danilo che fa una serie TV. Danilo, voglio prendere un suo messaggio senza donazione. Lo devo beccare. Lo devo beccare proprio perché non si deve sentire costretto. Una langa desolata. Politano, Scotti e Anghissà stanno con le gomme a terra, vi prego fate qualcosa. Politano al Trento non era già più lucido. Sì, anche poi andare testa a testa con l'avversario. No, non è possibile, rischi di rovinare una partita. Allora, partiamo dal presupposto che Politano è sempre stato gestito. Una la fa ed esce al 70esimo, l'altra la fa entrando al 70esimo. Cioè, Spalletti l'aveva pittato bene, anche in passato si è sempre diviso i minuti. Adesso che lui faccia oltretutto il super lavoro, perché lo sappiamo che lo fa, di rincorse, di proposizione, devi puntare sempre all'avversario e te ne vai fino in fondo e a volte vai su a sinistra, è troppo. Quindi non è che è una critica a Politano, anzi è un rendersi conto di quella che è la sua generosità e dovergli togliere un peso di essere sempre in campo. E va bene, 69esimo, va bene che entra Neres. Anche Neres è entrato con la voglia anche di difendere. Quindi lì sì che aumenta il valore del Napoli. Tra bit e maschere, forza Napoli. Lo sai che sulle altre chat live a rompere le palle. È bellissimo. Vabbè, noi l'abbiamo io lo sapete come la penso. Non mi serve un contatto in più, oppure fare la muresca perché così mi fa gioco, mi arrivano i commenti, cioè ci sono più interazioni. No, i disturbatori poi seriali, io devo prendere i vostri messaggi che sono tanti e comunque mi sento in colpa a fine live che non li ho presi tutti. Che poi qualcuno all'inizio scrive con grande entusiasmo, poi finite giustamente per ascoltare più che altro. E quindi tra i messaggi, i vocali e tutte le cose non posso perdere tempo con gente che non dà genio di parlare di calcio, ma solo di esprimere la propria idea a parpardella a ripetizione, che può essere un'idea rispettabilissima, ma a ripetizione senza argomenti si perde solo tempo. Quindi là proprio si divertirà. Rispondo a un amico in chat. Veiga pareggia al 90esimo contro la tua ex squadra, ma KDB è scarso, pensato positivo, basta criticare. Araujo ha provocato tutta la partita, nemmeno ammonito, ma Positano deve fare il capitano e non cadere. Bravo, esatto Enzo, è proprio così, il capire il momento. La muresca, Valeria, la muresca è quando poi non lo so da dove vedi, io amo l'etimo delle parole. Amuresca ci sarà un significato recondito. Milinkovic, arrivano dei voti. Milinkovic 7, Spinazzola 7, Beukema 6. Beukema secondo me sali col voto perché anche come precisione dei passaggi secondo me siamo a livelli altissimi. Juan Jesus 6,5, Gutierrez 6. Gutierrez forse, ecco, parliamone. Esatto. Rispetto all'altra partita, che era la prima dopo il lungo infortunio, la prima nel Napoli, la seconda, come da programma, l'ha sofferta un po' di più. E ci sta, e ci sta. Ed è bene che sia uscito, perché poi ne fai un'altra da 90, non va bene. Benissimo. Proprio benissimo. Lobotka 6,5, Anghissà 6,5, lo abbasso io, un altro per rimane, Politano 5,5, De Bruyne 7,5, McTominay 5,5, Højlund 7,5, comunque Højlund, doppio gol, yes. Ciao Fabio, molto molto lieto, piacere di riconoscerti.
Allora, non ho capito bene come si chiama quello, Trincao. Un brasiliano che Trincao, che trinca. Che trinca. Purtroppo la prestazione non mi ha convinto. La palla sempre nostra, ma poco pericolosi. Due palle bellissime di KDB Erasmus non delude. Grande Vania, bene la difesa. Dice Simuresca quando vieni sgamato di qualcosa. E allora lo uso male. È come quando dicevo sfangato. Sfangato. Dicevo svangato. Io a Muresca intendo quando poi c'è la bagarre, quando si afferra. Una Muresca, forse lo utilizzo male io. 100%, oi? Che me l'avevano segnalato nel primo tempo, il 100% precisione dei passaggi, non ne ha sbagliato uno. E secondo me non sono neanche pochi i passaggi. Quindi, yes. Ha senso l'acquisto, ne abbiamo parlato. Quando si fanno i video e approfondimenti di calciomercato, si fanno con i numeri. E con i numeri ci eravamo resi conto che era proprio un alter ego ideale per il Rachmani, che tra le sue cose principali aveva una pulizia nell'uscita, nonostante qualche forzatura nel finale di campionato. Pulizia, i numeri lo dicono, non ci puoi fare niente. Bello. Primo gol, dal recupero palla di KDB al gol 7 secondi, bellissimo sì, perché in velocità, quando poi si dice lui non ha lo scatto, non ci avrà uno strappo alla Osimhen sicuramente, ma ha avuto lo strappo dove lo doveva fare, il pallone coi tempi giusti, tanti palloni recuperati nel nostro limite dell'area da parte di Kevin, intercetti, ha fatto anche una partita difensiva. E meno male. 4-2-3-1 con Scott e Lobo in mediana, con Scott a fare da box to box. Sì, anche. In mediana, in teoria, io ci metterei Anghissà, se ti devo dire la verità. Il problema è che deve essere l'Anghissà, non l'Anghissà, perché l'Anghissà, Lobotka lo perdiamo. Perdiamo anche lui. Lo portiamo a fare degli errori per andare a coprire altre falle di altri. Quindi attenzione poi quando facciamo le analisi dei giocatori individuali, delle prestazioni individuali. 4-2-3-1, poi dove lo metti? Chi metti? Cioè, metti un Lang a sinistra, metti un Neres a sinistra, con il 3-1 immagino De Bruyne dietro la punta. Sì, o 4-3-3 o 4-4-2 o 4-2-3-1 va bene, con la possibilità di alternare De Bruyne, Scott e Frank. Bene che sia entrato Gilmour, è entrato a fare un pochino solo di pressing, quello che avrebbe fatto anche un Elmas, e bene che si danno tutti i minuti, perché poi serviranno tutti. Spina Sky, match deciso dalle mentalità dei cambi. Bella sta frase. Mica male, vuol dire che lui sottolinea il modo in cui in maniera focosa sono entrati Neres, Lang, ora sapete, noi aspettiamo la grande giocata, però lo devo sottolineare, poi vedrete nella reaction la verità della mia reaction, dei miei feelings nei confronti di Lang, che oramai è un'altra bromance tra lui e Neres, che fanno la panchina insieme. Neres, Lang, Olivera, Gilmour, però poi una palla la recupera Gilmour e Lucca. Sì, entrano tutti con quella foga di voler dare una mano, ed i 3 punti sono a difesa dei 3 punti che erano troppo importanti, e non si poteva parlare di un altro tipo di partita. Poi si vedranno tutte le cose che si possono fare meglio, sarà divertente. Ad un certo punto ho visto che King Kevin tornava indietro come un missile per andare a difendere. Assolutamente, Angela, ha fatto tutte e 2 le fasi con grande intensità, ed è proprio, io sull'1-0 prima del rigore loro ho detto: questo è il momento dove puoi permetterti di togliere Kevin per farlo riposare, perché ci servirà in tutte le partite, quindi va bene, è stato decisivo, applausi a scena aperta, abbraccio con Conte, eccetera eccetera. Quando poi pareggiano loro ho detto: oh, malissimo, non lo possiamo più sostituire, perché prima di tutto ci serve, secondo si ricrea una polemica, e invece per fortuna perfettamente, vedi che arrivano altri tipi di cambi, Kevin resta, è giustissimo il cambio di McTominay, è proprio perfetto, allarghi la squadra e così può cominciare a pensare, perché il Napoli col 4-1-4-1 che molti già non vogliono più, calma, si possono utilizzare anche entrambi.
tu li sfianchi cercando di entrare anche per vie centrali e poi allarghi il gioco quando sono anche più stanchi. Se cominciamo ad alternarli, come dicevo pure nell'altra live, tipo spaghetti, li alterniamo i moduli, non ci vengono a prendere più. Sono molto contento se riusciamo a fare tutto questo. Andiamo. Chiedo tanto Elmas alla sinistra, KDB al posto di Anghissà. Non chiedi tanto, Simone, secondo me si arriverà a fare. Si arriverà a fare. Se Lang ha bisogno di ancora un po' di tempo, Elmas lo può fare benissimo. E ecco, Elmas secondo me più indicato magari di Scott a fare quello, più abituato a giocare sulla fascia. E comunque duttile, nel senso, lo sapete, no? Era pronto a fare anche il terzino oggi, perché lo sappiamo come va con Elmas e con gli allenatori. Però sì, secondo me sì. Con un Kevin che ha intenzione anche di fare quella fase difensiva, Anghissà la fa di più di Anghissà. Io ho urlato, date una scarpa di Kevin ad Anghissà e abbiamo un misto perfetto, perché Kevin sta troppo nervoso, sta troppo foga che vuole dimostrare in Champions, e Anghissà sta troppo allegro, troppo vabbè, il sombrero, mi giro, lo faccio, no, non l'ho toccato. Anghissà, ti prego, svegli, ti prego, perché io la pazienza la porterò per gran parte dell'anno, per Marianucci, per Beukema, per Lucca, per Lang, la porterò per tutti questi qua nuovi. Per Anghissà no, Anghissà sta con noi da tanto tempo, e se nemmeno Conte riesce a fargli uscire un pochino di quella cazzima e a fall, devi fare un fallo ogni tanto, buttalo a terra. Support from Tun One New. Supporto? Fammi capire perché. Se no, vado nelle chiavette, perché non mi esce non ho capito perché non mi esce la notifica. Ma lo posso vedere subito e devo ringraziare. Devo ringraziare e posso salutare. E Amuina. Amuina, dice a posto di Amuresca. Può essere. Può essere. Ma non è quello che intendo io. Più che l'Amuina è proprio quando si afferra la gente. Tonio. È un Tonino. Tonino Guani, ti ringrazio, amico mio, grazie. Ciao Vale, forza Napoli sempre. Grazie mille, amici miei. Grazie mille. Ci divertiamo? Dai, ci divertiamo, è grande stagione, è grande, ritorna un po' di entusiasmo. Ma comunque fa scendere l'entusiasmo nel modo in cui è sceso in questi giorni per la prima sconfitta dopo 4 vittorie consecutive. Stava diventando veramente ridicolo, eh? Facciamo risalire. Io non dico di dire vinciamo il triplete, perché pure mi sembra esagerato. Però ho letto dei funerali, KDB ha appena detto che senza la sinistra è un po' diverso perché manca profondità, ma stiamo migliorando con questo modulo. Mietta Lang. Vedi? È dalla prima analisi che io nel cercare quel termine che mi viene mai, asimmetrico, lo siamo imparati a memoria, asimmetrico, non dobbiamo aspettare che ce lo dice il profeta Hernanes onestamente, con il suo atteggiamento, che quello dice pure cose giuste, le analisi di Hernanes sono interessanti, però purtroppo per rispondere a chi me le ha segnalate dice: ma che ne pensi? Ne penso che sono d'accordo tatticamente, ma lui non si sopporta, perché per portare l'esempio fa vedere l'azione dove lui fa la cosa, però guardate, io il profeta faccio questa cosa qua, De Bruyne deve fare questa cosa qua, diventa un flex, e il flex è antipatico, caro mio. Invece puoi dire la tua, puoi parlare di calcio come ne parlano tutti, con cognizione di causa, senza fare il flex, con la risatina che pare che ci stai sfottendo, che sai tutto tu e De Bruyne non sa niente. Uno, avendo il tempo a disposizione, prende le immagini di Hernanes quando avrà fatto qualche errore e gli dice: qua dovevi fare così. Quindi l'asimmetrico l'avevamo letto in precampionato, prima non c'era bisogno. Ma andiamo avanti, non c'è bisogno nemmeno del dissing su Hernanes. Bevo, hai ragione Fabio. Per me Scott può fare quel lavoro a centrocampo di recupero che fa Anghissà. Lo faceva anche l'anno scorso, stanco a fine partita. Vero, nel finale quando ci abbassavamo un pochino. E qua vengo a te Max, quando ci abbassavamo un pochino. Perché io voglio capire e vorrò capire. E
per fortuna sul gruppo Telegram mi mandano quello che io non posso vedere perché è geolocalizzato, per esempio il bordo cam di Milan-Napoli, dove si vedono gli spunti, perché vedendo i labiali e facendo il focus sugli allenatori si vedono delle cose che purtroppo noi non possiamo vedere durante la partita, ed è fondamentale il capire che Conte voleva poi nel secondo tempo allargare le maglie e con l'utilizzo degli esterni eccetera eccetera. Il fatto che lui fa quel lavoro, io voglio capire se nel finale Lobotka è finito perché non ne ha più per seguire alto Ullman e quindi lo fa fare a Gilmour. Io vorrei stare là, vicino a Stellini, e sentire se Conte dice ok, dice a Gilmour di fare il lavoro che ha fatto Lobotka, va a lui in primo pressing, Lobotka abbassalo perché non ce n'è più. Oppure se è un istinto naturale che viene ai giocatori quando sentono di non avere più la forza fisica per farlo, si abbassano naturalmente e quindi ovviamente concedi campo all'avversario. Se concedi campo all'avversario rischi che te li porti in aria e rischi una beffa nel finale. Voglio sentire, se sento a Conte che dice Lobo abbassati, e allora là Conte non farlo, rimaniamo alti il più possibile perché altrimenti rischiamo. Se invece viene ai giocatori, lui dice no, io ho solamente scambiato, gli ho mandato Gilmour da una parte e ho detto a lui, è un altro paio di maniche. Ecco perché poi nella nostra analisi e quando diamo i giudizi dovremo sapere le cose, dovremo sapere cosa si sono studiati. Ed è giusto anche che Conte non lo dica, perché poi non è che puoi giocare sempre a carte scoperte e dirci in conferenza certe cose. È il lavoro loro e va bene così. Magari lo farà peggio, a differenza che si impegnerà sempre, questo è vero. Assolutamente. Possiamo dire che stasera KDB ha zittito tutti gli scettici e quelli che di calcolo sì. Però non ce n'era bisogno, multianonimo, nel senso che nell'analisi proprio della partita e di quello che fa si vedeva già. Poi per qualcuno ovviamente serve l'assist, serve il gol, e questi numeri che poi se adesso li vai a sommare cominciano a diventare importanti, perché sarà il nostro, cioè se l'anno scorso dopo Lukaku veniva McTominay, adesso è De Bruyne che sta facendo i gol e sta creando i presupposti. Poi arriveranno i gol di Højlund, di Lucca, degli altri, però sta creando lui tra calci piazzati, tra assistenze e cose varie. Quindi i numeri aiuteranno all'analisi di quelli che sono un pochino più farfallini. Metti YouTube del Napoli, conferenza Conte. Ah, addirittura sul coso del Napoli? Madonna, Lombard, sai come... fammi vedere. Poi pigliamo i vocali, SSC Napoli. Fammi vedere. Starting soon. Niente di meno. Ok. Vediamo che si dice. Starting soon vuol dire che... È strano, è nuovo sta cosa. La conferenza live post partita. Vediamo che succede. Tiriamo poco, importa, sì, dobbiamo tirare di più. Però importa, perché non tiriamo bene. Anghissà alle stelle, Politano alle stelle, eccetera, eccetera. Io mi sono segnato poche cose, ci sono state poche cose in generale nella partita, vedete? Cioè, c'è tutto questo libero. Vuol dire che è stata una partita... Sporting mi ha anche sorpreso perché sono stati là accorti, ci hanno aspettato, ci hanno lasciato il panino del gioco per gran parte della partita. Sta ancora parlando a Sky. Però, ok. Però è strano che... Cioè, è la prima volta che vedo la conferenza live post partita sul nostro canale. Bello. Ci divertiamo. Oltre alla pulizia, gran chiusura di Beukem a inizio partita, dove ci sono scappati a sinistra nel primo tempo. Su JJ ti dirò di più, non solo per la solidità, ma è l'unico che ha verticalizzato. Brava. E oltre a verticalizzare anche la testa, anche il tenere tutti sul pezzo, mi è sembrato che fosse sul pezzo. Beret vedrà più il campo dopo stasera? Credo di sì. Credo, Matteo, che... Benvenuto Londoner. Credo, Matteo, che ci sia un'alternanza almeno per ora. Io credo che proprio, non dico da contratto, ma da accordi, Vania viene. Infatti stava molto tranquillo quando gli fanno la domanda
sull'alternanza. Savic secondo me ha avuto rassicurazioni da Conte e Conte gli ha detto: per la Champions, squadre più alte, giochi tu. E poi magari se arriva, se si sviluppa, se ci sono delle offerte per Meret, puoi essere il portiere poi del futuro, perché è a tutti gli effetti un potenziale titolare. Quindi io credo che si possa pensare a un'alternanza, e non è un'alternanza campionato e Coppa Italia. La Coppa Italia viene vista sempre, il secondo portiere fa la Coppa Italia. Campionato Champions è una cosa che tu accetti di buon grado, più volentieri, e ti fai vedere in ambito internazionale. Meret continua a essere titolare inamovibile, quindi secondo me si possono dividere le cose e non c'è problema. Esatto, la vedo. E Conte l'ha sempre detto questa cosa, ha detto anche per caratteristiche diverse. Poi si potrà fare anche alle volte in campionato contro squadre che magari, mi viene per esempio un Bologna che tiene la difesa un po' più alta, e te la puoi giocare il Savic titolare contro il Bologna, per capirci. Quindi ne ha fatto proprio un discorso tecnico-tattico Conte. Quindi bene, Gutierrez sta migliorando, state parlando di Gutierrez, molto intelligente tatticamente, mi è piaciuto. Neres che si è trovato a campo aperto, che ha fatto? Ha fatto Leao. Ha fatto un po' Leao, nel senso che là speravo avesse la forza di affondare fino in fondo, andare fino alla bandierina. Se non hai la forza di dribblare, perché oggi mi è sembrato Neres un po' più ingottato nel dribbling rispetto al solito, e capita, una giornata in cui sei più fresco, sei più brillante, altre in cui lo sei meno, e là mi sarei aspettato, vai fino alla bandierina e perdi un po' di tempo, fatti raddoppiare, prendi un fallo. Invece si è un po' cincischiato in un paio di occasioni e di ripartenze, e là si poteva fare qualcosa di meglio. È là che io ho detto: siamo i polletti putrefatti, perché dobbiamo essere più furbi, più svegli, più maliziosi, più capire il momento della partita. E la Champions ha un peso. Esatto, bravo Alessandro, difensivamente è ottimo, aveva quella voglia di dire. A un certo punto si è trovato lui più terzino di Spinazzola, un po' più avanti, lui più interno addirittura, e ha fatto delle chiusure importanti. Quindi mentalità, non c'è dubbio, ci siamo, non c'è gente che non lo vuole fare, eccetera eccetera. Solani chissà, già capi che capatene chi sta, perché sennò paragoni insensato. No, infatti no, io mi diverto con Leao, mi diverto tantissimo. Tutti a dire che col modulo dell'anno scorso avremmo fatto cose di pazzi. Senza Lukaku non si aprono gli stessi spazi. Questo è il problema di McFred, no KDB. Bello spunto, Giuliano. Sono d'accordo anche, perché Lukaku ti dà proprio quello. Se poi tende di più Højlund ad andare in profondità, è chiaro che se vai anche tu non si riesce a fare. Højlund però sta studiando, lo stesso Luca sta cercando di fare quel lavoro di Lukaku, che è il modo preferito alla fine che ha Conte di attaccare. Però stiamo sviluppando tutta una serie di altri modi per farlo, soprattutto i cross. Il dato sui cross, mi pare che dopo l'Inter, questa l'ho sentita da Marco Giordano, quindi si citano le fonti quando si citano i dati, mi pare che dopo l'Inter abbiamo il numero di cross più alto della Serie A. E si vede che lo stiamo cominciando a fare con più insistenza, i cross di Politano o i cross del terzino, che può essere Spinazzola, che può essere Di Lorenzo, che può essere Gutierrez, eccetera eccetera. Più cross, perché si arriva a riempire l'area in un certo modo. Quindi non andiamo a dire a Conte che tu non capisci niente, c'è del lavoro dietro e ci sarà meno tempo anche per inventarsele certe cose. Però ci divertiamo. Dottor Varon, KDB 2 assist, verticalizzazione, smistamento fasce, Spina immenso, Anghissà incontrista stavolta, vorrei che lo fosse, ma non l'ha fatto quanto avrei voluto. Quale difficoltà davanti l'aria per diventare pericolosi? Saluti da Rione Alto, un abbraccio a te. Difficoltà davanti l'aria per diventare pericolosi. Pensiamo pure agli avversari che si sono coperti un po' più di quello che io mi aspettavo. Non lo so se anche loro se l'aspettassero, perché Juan Jesus credo che in portoghese abbia detto proprio questo. Ha esaltato la tecnica e la velocità dello Sporting, però ha detto che poi in difesa, credo, perché il portoghese io non lo parlo, Napoli ha deciso di non farle tradurre le cose,
Però lì si sono chiusi bene, si sono chiusi parecchio ed era difficile. Poi noi dovevamo sfruttare, secondo me, di più l'ampiezza, perché là, quando creano gli ami, ma che va pure. Ma a parte che significa Yami? Chi è Yami? Tu sei già impegnato e anche io. Lasciami se. A meno che non è una. A meno che non è una proposta perché potrebbe essere. No, voi non sapete il dietro le quinte. Eh, non sapete il dietro le quinte. E io ho intimato Danilo di darsi una calmata perché che andiamo in difficoltà. E sa la mia moglie che eh, no, non va bene. Però io ho detto, boh, poi ti fermi perché ti devi fermare e adesso devo ricambiare io e quindi sto proprio lì, il discorso del Fruito.net, i ricambi che però non saranno all'altezza di cotanta generosità. Diventa immediatamente un involontario advertisement. Tutti quelli, andate a Tenerife alla pizzeria Carbone, un posto bellissimo dove si mangia benissimo. Io non, però presto ci andrò. Di questo passo mi sta comprando i biglietti perché andate alla pizzeria Carbone, si possono vedere le partite del Napoli, c'è un'attenzione anche alla musica dal vivo perché c'è attenzione, c'è il jazz, ci sono dei quartetti. Pizzeria Carbone e non ve ne pentirete. Deve diventare così, ma per forza, perché sennò non può essere che. Perché sennò c'è. Guardami lì, finitela. No, passiamo ai vocali. Passiamo ai vocali perché sennò vado nelle chiavette. Nel frattempo che il Napoli fa le cose sue. Mo ci stai mettendo Valeria, mo ci stai mettendo in difficoltà tutti gli altri. È un po' come quando voi non sapete, io ho un act, una band con cui facciamo il live band karaoke. Cioè c'è la band che suona, però il cantante è chi viene dal pubblico a voler cantare, sceglie la canzone, noi la suoniamo dal vivo e il cantante, invece di cantare davanti a uno schermo, si sente più rockstar perché suona con la band, facciamo le cose. Live band karaoke viene chiunque, viene anche gente che non sa necessariamente cantare bene, ed è il divertimento è proprio quello, cioè ognuno si sente libero. Ad un certo punto noi abbiamo fatto questo live band karaoke però vicino Broadway, proprio vicino a tutti i teatri, e stava diventando l'after party di tutti i cantanti e gli attori di Broadway che, finito il loro lavoro con lo spettacolo, venivano a pariare, a divertirsi, a fare due canzoni al karaoke. Però diventava uno spettacolo pazzesco, perché erano cantanti incredibili, i migliori cantanti del mondo, ballerini che improvvisavano grandi coreografie nelle loro esibizioni. E giustamente uno che poi voleva fare Wonderwall e voleva cantare la sua canzoncina, si metteva pure un pochino in difficoltà. Dice, come faccio a suonare a Billy Porter e dopo Nicole Scherzinger? Come posso? E quindi si creava un po' di difficoltà, e questa è la difficoltà. Sto sudando. No, sto bene. Allora, i cosi. Eh sì, mica possiamo mandare 100 vocali qua sopra. Ah, ok. No, perché ho detto ai ragazzi di rimanere intorno a un minuto di vocale, perché sennò. Vedete, se quando mandate nelle altre chat vi consentono di sforare il minuto. Bravo. Andiamo. Al di là degli episodi, Lang e Neres doveva metterli subito all'inizio del secondo tempo, cioè quando lo Sporting ha fatto quei cambi è passato praticamente a una difesa a 3. Se mettevamo Neres e Lang subito evitavamo di farci schiacciare e potevi tenere il baricentro più alto, proprio come sta succedendo adesso, perché tu fai la pallata in avanti e ti sistemi dietro. Aspetta, adesso quindi tu hai fatto il vocale durante la partita e quindi ci volevano 2 alti là sopra là. Comunque dai, come va e come viene, la stiamo portando a casa, una bella grattatina e andiamo avanti. Una bella grattata. Sì, questa è la nuova frontiera, abbiamo i vocali proprio
No, voglio i crampi come ha fatto il Milan con noi. No, voglio, i vocali devono essere post partita, se no come faccio? Ciao a tutti carissimi e saluti da Torino. Ciao Valerio. Pino. Che dire, questa partita è stata molto interessante. Aspetta, fermi, Quando alcuni dicevano che il problema del Napoli fosse De Bruyne. Fermi! Mediaset il microfono, ma fermi! Yami? E io non... Tu sì cosa me le dici prima, in modo tale che io ero pronto, ero più pronto! Zara. Recupero Pino. Andiamo perché poi non tutti. Andiamo avanti. Prego. Mister, sono qui. Posso andare? Vai. È una vittoria che ci voleva, una vittoria meritata, avete avuto soltanto 10 minuti dopo il gol in cui la partita è stata un po' più equilibrata. Volevo chiedere che cosa ti è piaciuto di più della tua squadra, se il carattere, visto che eravate in emergenza in difesa, la capacità di reagire dopo il gol subito o la mentalità europea del gioco che stai dando a questa squadra. E se posso permettere solamente una battuta, direi che De Bruyne si è fatto perdonare con questi 2 anni. Oh, subito la polemica. Vabbè, ma a parte che non c'era niente da farsi perdonare. Bravo Conte. Assolutamente. Ma quello che mi è piaciuto un po', ecco, tutte le cose che hai narrato in questa domanda un po' racchiudono, no? La prestazione secondo me da squadra che nonostante alle difficoltà dell'emergenza, perché non dimentichiamo che rispetto all'anno scorso, perché poi tutto passa in secondo piano, ma noi comunque rispetto alla linea difensiva dell'anno scorso, compreso il portiere, mancavano tutti. Cioè, È vero. Mancavano tutti. E questo deve dare ancora più forza a questo gruppo, a questi ragazzi, far capire che lavorando come stanno facendo, lavorando di squadra con la giusta attenzione, il giusto spirito, la giusta cattiveria agonistica, comunque abbiamo la possibilità di giocarcela come abbiamo fatto questa sera contro un'ottima squadra, perché lo Sporting Lisbona è un'ottima squadra. Io avevo grandissimo rispetto dello Sporting Lisbona, perché Bravo. comunque ha tutte le caratteristiche, tutte le carte regola per creare seri problemi a chiunque. Viene da campionati vinti in sequenza in Portogallo. È una delle tre, come il Milan. C'era chiaramente grande rispetto. Detto questo, abbiamo preparato la partita in un giorno e stamattina, perché comunque stamattina abbiamo completato alcune situazioni. Quindi complimenti ai ragazzi, perché abbiamo fatto veramente una bellissima vittoria che ci deve dare forza, ci deve dare morale, ci deve far capire che nonostante le difficoltà dell'emergenza e di quello che può accadere, noi dobbiamo sempre cercare di trovare la soluzione, non andare dietro a piagniste inutili, ma cercare poi con la prestazione. Io penso che oggi comunque i tifosi Meno male. siano contenti della prestazione, dello spirito che la squadra ha messo in campo. È una squadra che comunque siamo sempre andati avanti, siamo stati bravi quando ci hanno superato comunque con The Dribbling, a indietreggiare, a difendere in maniera concentrata. Bene, sono contento perché, ripeto, poi questa è la prima volta che partecipiamo a questa nuova formula. L'anno scorso l'abbiamo vista in televisione, quest'anno siamo protagonisti assoluti e vogliamo comunque provare a divertirci. Ecco, questa deve essere la cosa più importante. CRC a seguire a Mediaset. È una buona sera. Salve mister, buonasera. Personalità, carattere, cattiveria, tre caratteristiche che il Napoli stasera ha manifestato in campo, sia in difesa dove eravamo in emergenza, sia in attacco, anche con la doppietta di Højlund. Sì, anche
Che bella domanda, ci metterei anche qualità, no? Qualità nella giocata. È inevitabile che quando comunque decidiamo di giocare con i 4 centrocampisti, spesso e volentieri la partita comunque la dominiamo noi, l'abbiamo noi, no? nelle nostre mani, e questo comunque è un beneficio che ci porta a giocare con i 4 centrocampisti. L'alternativa che noi abbiamo è anche quella, ecco, del 4-3-3. Dal 65-70 abbiamo giocato con 2 esterni. Aiuto. Abbiamo ritrovato comunque delle situazioni che conosciamo benissimo l'anno scorso. Quest'anno con l'arrivo di De Bruyne abbiamo implementato un'altra soluzione, togliendo la soluzione Raspadori. Raspadori andando via, Raspadori ci permetteva di fare anche un 4-4-2, no? con lui che lavorava in linea centrocampista e poi si alzava a fianco all'altro attaccante. Quindi dobbiamo continuare così, ripeto, al di là di tutto quello che noi dobbiamo sempre conservare e dobbiamo portare in eredità dall'anno scorso è lo spirito. Noi lo spirito dell'anno scorso e di quello che sto vedendo anche quest'anno ci ha portato comunque a fare qualcosa di incredibile, di bello e di immagini. E comunque volevo fare gli auguri a Dani. No, aiuto, questo è fondamentale, è vero, è incredibile, la community si sta stringendo tutta intorno agli sposini, perché è quasi più bello gioire per loro che non la partita che ce frega. No, vedete come tatticamente poi rivendica anche l'importanza di un lavoro che lui ha fatto, perché si doveva inventare il modo per metterli tutti insieme, ed è un lavoro che comunque ha portato le prime vittorie, tutte, e quindi rivendica, oltre al fatto, diciamo, il 4-3 lo facevamo, lo possiamo ancora fare, non abbiamo più quell'altra soluzione, ma ne abbiamo altre. Si sta incanalando. Essere in simbiosi con i nostri tifosi. E questo noi non dobbiamo mai perderlo, perché secondo me questa è un'arma micidiale che ci fa diventare forti e tutti insieme possiamo superare difficoltà come quella di stasera, perché, ripeto, rispetto all'anno scorso, cioè noi comunque abbiamo giocato. Di Lorenzo l'anno scorso ha fatto tutte le partite. È vero, Di Lorenzo raccomando. No, però questo è più interessante. Ma io sono a tutto schermo in questo momento, perché lui di solito, Danilo, ogni tanto mi mette in pizzeria. Non lo so se sto. Comunque auguri ragazzi, che siete bellissimi e non vedo l'ora di vedere tutte le cose. Gli applausi della community scrosciano e si sentono. Li potrei anche far sentire probabilmente. Gli applausi della community, music. Se io clicco, se posso far sentire. No, non si sente. Come si fa? Replace. Eccole qua. Domani ha fatto tutte le partite. Buongiorno ne ha fatte 3/4. Lo stesso Mattias Olivera comunque si è alternato poi con Spina e Alex ha fatto tutte le partite. Andate a vedere oggi comunque Spina ha giocato terzino destro, Beuchema è entrato, pian piano sta prendendo sempre più fiducia, quella fiducia che continuo a ribadire che viene giocando e giocando con lo scudetto sulla maglia. Jesus è intramontabile, cioè mortale, quindi grazie a Dio teniamocelo stretto che qua. Bello. E anche Gutierrez si sta inserendo nella giusta maniera. Mi ha fatto piacere rivedere Mattias, perché Mattias è una risorsa importante per noi, che è entrato in impatto giusto. David, Noah, lo stesso Billy, Lorenzo negli ultimi minuti. Bello. Lo spirito non deve cambiare, perché lo spirito ci ha fatto Zuccherini fare a tutti. la differenza. Bravi. Il Corriere, la Gazzetta. Buonasera, eccomi qua. Mi riallaccio a quello che lei appunto stava dicendo sugli ingressi e sull'impatto. A Neres e Nolang, che sono entrati molto bene, hanno avuto un impatto positivo nel momento in cui comunque c'era un po' di sofferenza. A saperlo, mi sarei vestito bene. E poteva essere complicato il finale della partita.
Ecco, Neres e Noah Lang a che punto sono? Sono a buon punto. Possono metterla eventualmente in difficoltà nelle scelte, visto che c'è una partita praticamente tra 3 giorni col Genoa ed è una versione un po' diversa del Napoli? Ok, bella domanda. Guarda, vabbè, David è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore che se sta bene è un giocatore che comunque ti salta l'uomo, ti crea superiorità, cioè, lui è già una certezza Neres, e mi dà l'alternativa a Matteo, mi può giocare anche a sinistra nel 4-3-3 con lui. 4-3-3, Rispetto a 4-3-3. Matteo sicuramente è un po' meno difensivo, diciamo, anche se Matteo non è, però Matteo comunque, avendo lavorato in Italia per tanti anni, Vedi, lui non lo vuole, è la seconda volta che lo ripete, dice guarda che Politano comunque non è che è terzino, cioè fa quel lavoro così, ha lavorato in Italia, però fa un pochino più quel lavoro che fa così. Ma Neres, questa conferenza è proprio il non plus ultra di quello che stiamo dicendo da 2 anni. sa quando abbassarsi a fare il quinto, a fare la diagonale. Per quello che riguarda Noah sta digerendo il salto, passare al campionato olandese, al campionato italiano, che comunque è molto più tattico, e c'è una richiesta molto più importante rispetto magari ad altri campionati. Però sono giocatori che, come dico, si stanno inserendo, e noi dobbiamo avere la forza, come sto cercando di fare anche a San Siro, di metterli dentro, rischiando tra virgolette anche che magari può uscire anche qualcuno che è stato importantissimo per l'anno scorso, però ribadisco, noi abbiamo bisogno di implementare le alternative, le armi, perché ci sarà da fare, giocare tante partite e ci sarà da spendere tante energie. Poi per il Genoa sicuramente avremo modo di pensare e trovare delle, non dico la giusta soluzione, magari speriamo che sia trovare la soluzione che magari in quel momento mi può dare un po' più garanzie se vedo qualcuno che è un po' più affaticato o meno, ecco. Guagliù, si è iscritto al canale, Conte. Si è iscritto al canale, ha lasciato i like per tutto l'anno, e in realtà è nascosto dietro il nome di uno degli abbonati per forza. Sta nel canale Telegram, sta nel gruppo Telegram, perché ha detto proprio le cose che così si gode. Grazie. Prego. Sì, eccomi. Buonasera, complimenti. Giusto due parole, anche se lei non parla mai di singoli, però un impatto così importante di Højlund in una partita come questa di stasera, anche per lui, no? Rientra nel processo di trovare la fiducia giocando, perché poi comunque è un ragazzo giovane, e questi 2 gol, insomma, quanto insomma lo aiuteranno. Quanto sono importanti questi 2 gol? Erasmus è un giocatore comunque che ha 22 anni, e secondo me ha delle potenzialità importanti, e lui quello che può fare, se ha voglia, ma se non ha voglia comunque gliela facciamo sempre trovare quella voglia, ma lui è un ragazzo serio, quindi ha voglia quello che gli ho detto è che ha spazi importanti per crescere, e si vede comunque che sta iniziando a capire la posizione giusta, come proteggere palla, come attaccare la profondità, non dimentichiamo che abbiamo perso un calciatore per noi che l'anno scorso è stato uno degli artefici della vittoria allo scudetto, Romelu Lukaku, al quale concedetemi anche bravo Antonio, bravo. L'ho sentito, però ecco, di fargli le condoglianze da parte mia, da parte della squadra, da parte del club Napoli, per la scomparsa di suo papà, no? L'altro ieri. E non dimentichiamo, ripeto, che Lukaku non c'è. Abbiamo iniziato la stagione comunque con delle defezioni molto importanti. Al tempo stesso stiamo trovando la soluzione
Rasmus penso che sia una grande risorsa, si vede comunque che il giocatore, e poi come dico sempre sta a me, al mio staff, cercare sta di utilizzando le parole giuste, cercare di migliorarlo sotto tutti i punti di vista e farlo diventare un crack. Adesso è un giocatore giovane di grande prospettiva, però lui deve diventare come attaccante un crack, questo è importante. bello. Lo stesso Luca deve lavorare tanto e deve cercare di alzare il livello. E abbiamo anche Ambrosino che è un giocatore. Non ci dimentichiamo nessuno. Ecco, io voglio spendere anche 2 parole per Ambrosino e per Antonio, per Vergara. Bravo! Perché sono 2 ragazzi che si stanno allenando con noi e credetemi, sono 2 ragazzi che stanno facendo dei miglioramenti importanti. Ma lo dico senza piaggeria, se no io sapete benissimo che non lo dico, cioè piuttosto mi sto zitto. Però sono 2 ragazzi che potrebbero avere spazio, questo deve essere chiaro. Ok, quindi perché poi gioca Marianucci è un ragazzo di 21 anni, titolare dell'Under 21, che ha fatto un campionato con l'Empoli, e poi si dice ma non facciamo giocare i giovani, poi si facciamo giocare, diciamo, cioè ogni tanto facciamo anche pace col cervello, ogni tanto. Cioè, ecco, perché non pensate che quando facciamo giocare i giovani e dare un contentino, io se faccio giocare qualcuno è perché credo e mi fido ciecamente. E questo è vero, perché ve lo ricordate con Rafa Marin, Olivera centrale pur di non farlo giocare, Rafa Marin, ma io no, ha già vinto le partite. Quindi se lui inserisce poi un Marianucci nell'emergenza totale che sappiamo così e nel non voler rischiare Bergamo, ed è andata bene e ha pagato, perché ha pagato, vuol dire che lui ci vede, ci intravede. E nell'analisi poi della partita di Marianucci io vi assicuro che il mio parere non vale niente, vale quello di Conte, però io delle cose buone l'ho viste anche in fase di impostazione. Dai. Di lui, come ho detto che Marianucci rappresenterà il futuro del Napoli, questo sicuro al 100%, e Ambrosino e Vergara sono 2 giocatori del settore giovanile che stanno crescendo in maniera esponenziale, quindi sarà a loro continuare così. Già e parlato. poi li vedete in campo, è pazzo. No, non so pazzo. Non so pazzo. Che bene. Va bene? Grazie. Grazie a tutti. E poi chiediamo questo, però poi quando si dice perché. Bellissimo il finale pure. E i giovani italiani diciamo questo e poi lo metto e ti dice mi sa Marianucci. Non vi che bellezza, voglio. Questa è una live superlativa per troppi motivi. Primo, Danilo e la sua bellissima promessa, però tutto questo nella vittoria, una giornata, una nottata di Champions con Conte che non vuole dimenticarsi nessuno, che dà zuccherini a tutti. Pino, perché poi Pino. Ok, bravi, ne capite proprio tanto, infatti. E va bene, Bagna ha fatto quella parata, quella fondamentale che doveva fare, fantastico, sontuoso Spinazzola, grande, mi è piaciuto tantissimo. Ragazzi, il vero problema momentaneamente per me, no che devi togliere, fare 4-1, 4-1 e 4-3-3, il vero problema è che bisogna lasciare un po' in panca Anghissà. Questo è il mio pensiero, perché sono d'accordo. Ci sta dando troppo molle, è il mio pensiero. Poi vabbè, liberi di pensare al contrario. Poi Anghissà, a centri McTominay, McTominay, e risolto il problema. Ciao amici, ciao, forza Napoli, 3 punti. 3 punti, Pino. Comunque questo. Sono d'accordissimo, non devo aggiungere niente perché sono spunti che abbiamo sviluppato. Io poi dovrei pure cominciare magari con i vocali, così poi gli spunti non si accavallano. Vorrei ricordare che sarei sottoscritto a segnalare la conferenza live e scrivere sto seguendo questa live. Un applauso a Enzo, il sereno, che voglio segnalare a tutta la community, non era serenissimo oggi. Oggi c'era chi era più sereno di te. Dobbiamo segnalarle tutte le cose. Oggi hai messo in guardia, hai detto non vi pigliate collere se succede una cosa, eccetera, eccetera. Quindi riportiamo, vedo un clima sereno e mi fa piacere. Slumbo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio.
Facciamo i complimenti allo Sporting Lisbona, perché anche alla vigilia avevamo detto, stesso sul gruppo, è una squadra forte, tatticamente mi hanno sorpreso, tecnicamente lo sapevamo la qualità e non hanno deluso le aspettative. Primo tempo bloccatissimo, bravi loro perché noi pazienti, abbiamo fatto una bella gara perché avevano un assetto tattico importante, la loro punta oscillava costantemente in fase di pressing su Scott e Kevin quando si staccavano tra le linee per inserirsi, Hjulmand a uomo su Lobotka quando Lobotka saliva in fase di possesso palla, in costruzione, Esatto. bravi, noi ancora più bravi, Milinkovic mi ha fatto infartare, parata spettacolare all'ultimo, e posso... Complimenti a De Bruyne, a Rasmus, ma posso dire complimenti a entrambe le squadre perché sarei curioso del tempo effettivo, perché rispetto a Milan-Napoli si è giocata tutta la partita. Ma comunque, forza Napoli sempre, grandi ragazzi. Bello spunto il tempo effettivo, e anche un arbitro che a un certo punto c'erano dei falli che lui dice no, continua, nel senso che si stava sviluppando, più attento a quello che è il vantaggio e più attento anche a quando Scaramuccia butta Neres a terra, lui molto serio sotto questo punto di vista, alza, gioca. Poi alcune cose nel finale ha fischiato un pochino così, però Garcia, il piccion Garcia con interpretazione ovviamente più europea e fa piacere. Abbiamo concesso solo 2 occasioni allo Sporting, una difesa strarimaneggiata, ottimo lavoro. Infatti Enzo, mo per colpa tua, ma già ho apprezzato l'ingresso di Lang e Neres che intelligenziamente non hanno strafatto, giusto? Poi Francesco Perrone, visto che andrà a spegnere un po' l'entusiasmo, perché tu, l'ho letto, l'hai scritto, hai detto non è in linea con il resto della live, la salto? Lo salto volontariamente perché magari i punti fondamentali, eccetera, eccetera. Se no, lo recupero, me lo dici tu in chat. Che cos'è questo? Silenzio di serenità. Queste sono le partite che deve giocare De Bruyne, no con Pisa e con Cagliari. C'è polemica. Serve anche con il Pisa e col Cagliari, credimi. Però è chiaro che in queste poi... Ma perché lo spessore poi internazionale, ti capita un rigore al 90esimo, gliela dai la palla a De Bruyne con un po' più di tranquillità o no? Quindi averlo significa averlo, poi gestirlo, ed è là che siamo tutti d'accordo, nel senso che non le deve fare tutti i minuti, non gli devi costringere a fare cose che non sono nelle sue corde, questo sì. Però ai De Bruyne, fatemelo godere il più possibile, perché non sappiamo quanto tempo rimarrà, con che forma, in che forma starà. Dai, bene, Davide. Faccio un vocale molto breve. Sporting è una squadra molto quadrata, molto, molto ostica, una squadra che farà far fatica a molte squadre avversarie per il modo in cui giocano. Napoli bene, compatto, concentrato. Mi sono piaciuti tutti, tranne McTominay, ma non gli do la colpa, per me è la posizione che non lo aiuta. E permettetemi, ma a me questo Lang proprio dal primo giorno che l'ho visto non mi dice nulla. Non lo so, sarà una sensazione mia, ma fondamentalmente forse è ancora presto per giudicarlo, ma io a gennaio lo manderei tranquillamente in Olanda o dove si può mandare via. Forza Napoli sempre. Quindi l'hai un po' bocciato, e ci sta Davide, perché ancora non ci ha fatto vedere niente. Cerchiamo di metterci in scia con Conte per quanto riguarda Lang e per quanto riguarda un po' tutto, perché è stato molto chiaro, è stato molto prudente, è stato molto schietto anche nelle cose che ha detto, e su Lang diamogli un pochino più di tempo. Io sono il primo, ricordatevi come ero entusiasta del suo acquisto e come nelle prime uscite avrei voluto vedere di più da parte sua. Diamogli agio, diamogli un po' di più di tempo di adattamento per fare questo salto da un campionato che è così e un altro che ha delle difficoltà oggettive. Quindi diamogli ancora un po' di tempo, secondo me. Poi ci sono anche giocatori, senza fare i soliti esempi, Zidane il primo anno, non che paragoniamo a Zidane, però possiamo paragonare un De Ketelare, che per esempio nel primo anno del Milan male proprio, nel secondo anno l'Atalanta, altro ambiente, meno pressioni, forse anche una maglia un po' più leggera, e si prende la scena. Quindi ecco, per esempio un Lang all'Atalanta, io ci metto parecchi crediti all'Atalanta di Gasperini per dire. Quindi con piano ci arriveremo, secondo me ci arriveremo. Ciao Vale, ciao amici bellini.
Allora, la notizia positiva per me è che siamo stati molto attenti i primi per 90 minuti. Alla fine Politano ha disattenzione, ci può pure stare. E a parte il tempo di recupero alla fine, molto attenti. Quella negativa è che siamo lenti e molto prevedibili, e in più a me sta cosa che ci abbassiamo coscientemente, secondo me, per lanciare Haaland in profondità è stato bellissimo, ma lo puoi fare con lo Sporting, in altri casi è un suicidio. Però sicuramente è un passo avanti, e ora vediamo il campionato. Sì, Raff, è proprio quello che dicevamo all'inizio. Voglio proprio capire se è una richiesta quello ma io parlo più dell'abbassamento nel finale. Se è proprio una richiesta o se è una cosa organica che capita quando gli avversari stanno dando il tutto per tutto, si prendono anche dei rischi, buttano gente in aria, ovviamente tu provi a difendere il risultato con i denti e sai anche, ti guardi intorno, sai anche che abbiamo un sacco di emergenze, un sacco di giocatori che ti vengono a mancare, forse è anche umano e naturale. Oggi che la partita l'hai portata a casa con i 3 punti e Savic ci mette la manona e la possiamo vivere con più serenità, un domani che invece succede come il gol di Angeligno ti viene a male, perché dici no, se non ti fossi abbassato probabilmente avresti potuto portarla a casa. È una questione di filosofia, è una questione di naturalità anche del calcio alle volte. Sarebbe bello toglierci il dubbio e sentire proprio nelle stanze Conte dice dall'80° non voglio nessun rischio, vi abbassate tutti. Se lo dici, allora uno può dire a Conte non li fare abbassare, e poi può essere anche valida come scelta, però uno può dire legittimamente, dice non mi piace come filosofia perché è più rischiosa che altro, là si può dire. Se invece viene naturale ai ragazzi, non è colpa di Conte e viene naturale ai ragazzi. Questa è l'unica cosa che non possiamo sapere. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. È stata una sofferenza, io non ci arrivo vivo a fine stagione se continuiamo così. Ottima la vittoria, benissimo sia Kevin che Højlund. Finalmente Kevin, soprattutto sul primo gol, ha fatto una cosa alla Kevin. E niente, ottimo Savic sull'ultima parata, che sì. ci ha fatto perdere un'altra 10 anni di vita. E detto questo, qualcuno deve salvare il povero Scott, non è posizione per lui, o quantomeno potrà esserlo nel momento in cui questa squadra acquisisce più condizione e soprattutto entra più in rodaggio, perché al momento è proprio un uomo abbandonato al suo destino, non va bene così. Dobbiamo cercare di salvare in qualche modo Scott. Il 4-3-3 mi sembra l'unica strada al momento. Buonasera. E poi non è abbandonato al proprio destino, ma è circondato da una serie di altri destini e quindi si trova un po' nel traffico alla fine. È vero, la parata di Savic è stata l'unica occasione che poi hanno creato effettiva, che poi c'è un tiro loro che c'è stato un paio di volte che hanno avuto la possibilità, però loro hanno sprecato quel tiro alto o quel mancato aggancio. Però il mancato aggancio anche è merito di Savic, che sta molto fuori dai pali, è il buono di avere uno molto fuori dai pali, e parlavamo proprio di questo su KDB e McTominay. Oggi però secondo me si poteva fare molto meglio anche con 4-1-4-1, perché c'era profondità, vedi il fatto della profondità, quindi anche mandare gente nello spazio. Siamo stati molto lenti, ma con quel piede di Vania abbiamo creato qualche presupposto. Ma sì. Allora, non voglio parlare comunque di nuovo del modulo del 4-1-4-1, se non giusto per menzionare quanto sia veramente un peccato allucinante vedere McTominay sprecato così tanto. Cioè per me, come ho detto anche prima nel gruppo, se magari anziché avergli fatto fare quei 60 minuti da spettatore non pagante te lo trovavi fresco in panchina, McTominay sarebbe stata un'arma allucinante. Spinazzola merita la titolarità, che sia a destra che sia a sinistra, forse meglio a destra visto di Lorenzo. Lang o comunque l'ala sinistra è importantissima, non solo per la fase offensiva, per attaccare meglio, ma anche per De Bruyne, per dargli la possibilità di dialogare con un giocatore che non sia un terzino che deve avere il timore e il terrore di tornare in caso di ripartenza, e quindi non poter stare troppo tempo lì a dialogare con De Bruyne, che gli dà il tempo di prendersi i tempi di gioco e mettere quell'assist devastante che ha messo per Højlund, che sicuramente diciamo che questi 2 vichinghi saranno loro i protagonisti molto probabilmente della stagione. Speriamo che Conte abbia capito che cambiare fa bene, che comunque è una sua decisione, ecco. Cioè, anche se non fai il 4-1-4-1, se tu cambi modulo è comunque una tua decisione, sei tu l'allenatore, è una tua mossa e va bene così. Sì, e anche, capito, un'alternanza di impostazione McTominay KDB, anche per non dare sempre gli stessi riferimenti, proprio sì, cioè mi sembra
Mi sembra che questo, che è un problema, può diventare un'arma, può diventare una cosa interessante a seconda dell'avversario. Voglio uno più fisico che si butti dentro, voglio uno che con disponibilità, più rifinitura, e viene anche a prendersi il pallone se ti vengono a bloccare. Perché Wagyu, noi poi non vediamo gli effetti del non farlo. Segnatevi, fate il clip, che questo secondo me è una cosa interessante. Non vediamo gli effetti del non farlo, nel senso, se tu poi non hai, tutti stanno dicendo De Bruyne si abbassa troppo, si abbassa vicino al Lobot, calpesta il piede a quello, calpesta il piede a quell'altro, calpesta il piede a quell'altro, ma il suo abbassarsi significa anche che poi non puoi prendere Lobot a uomo, perché questo era un problema che si vedeva con Spalletti, un problema che stava cercando di risolvere Garcia senza riuscirci, quando poi Lobotka viene magari francobollato da una situazione più su uomo, più difensiva, possiamo andare in difficoltà. E invece la presenza solo di De Bruyne che si abbassa vuol dire che poi due devono andarsi a prendere entrambi a uomo, e a quel punto si svuota il centrocampo e tu puoi pure scavalcare e andare a fare una pallata su un Lucca o su un Højlund con il McTominay che può approfittarne. Quindi alle volte si preparano delle cose e noi non ne vediamo nemmeno i frutti, perché gli avversari magari non abboccano oppure non fanno certe cose proprio perché tu hai creato quell'altro presupposto. Molto interessante. Molto interessante. Il non farlo. Cioè, se non fai abbassare De Bruyne, se lo lasci solo in quella posizione, magari vedi un contraltare, sì, vedi De Bruyne più vicino alla porta, ma vedi magari un Lobotka più in difficoltà e la palla non sviluppa, non arriva. Molto interessante, molto interessante. Velocissimo, arbitro di merda. Senza dubbio. Ciao Vale, scusate, ho dovuto riregistrare che c'era un vento di pazzi, non si sentiva niente, i rumori incredibili. E comunque buona risposta al mio risultato dopo Milano, però secondo me ancora un po' poco. Diciamo che lo Sporting l'ha preparata bene, ma l'ha preparata bene perché ormai ci sapevano tutto quanto. Cioè, una volta che prepari sempre le stesse cose, purtroppo l'avversario ti studia. Però la linea difensiva mi è piaciuta molto. Juan Jesus su tutti, secondo me ha fatto la solita partita quasi perfetta. Beo che è molto pulito, Spina mi è piaciuto tantissimo, anche Gutierrez l'ho visto meglio di Milano. Scott forse è quello che mi è sembrato più in difficoltà di tutti, e niente, secondo me bisogna creare qualcosina di diverso, cioè pensare qualcosina di diverso, perché già con Neres in campo la situazione è stata molto diversa, cioè almeno hai un po' di freschezza in più e gli avversari non ti aspettano e basta. E sul rigore si può dire Politano un po' stanco, lo possiamo dire, sì. Vania un miracolo nel finale. Assolutamente, quello è proprio un problema, che ti manca la lucidità nel fermarti e nel togliere il pallone e la gamba. Assolutamente sì, e vedi che si rientra tutto, ci stiamo trovando un accordo tra quella che è il racconto, le perplessità e le possibilità e i margini di miglioramento. Chissà non ci sarà per la Coppa d'Africa, non sappiamo in che stato tornerà, a passarci senza trovarci di fronte, o abbiamo l'emergenza, già cominciare a rodarlo, già cominciare a vedere cosa significa il centrocampo senza Anghissà potrebbe essere un'idea. Ovviamente Wagyu, nel frattempo devi vincere le partite, cioè non ci sono partite che tu dici vabbè questa qua pure se la perdi non fa niente. Quindi sono delle cose che tu hai pochissimo tempo per prepararle in allenamento. L'allenamento non è la partita, quindi devi creare dei presupposti e devi, secondo me, anche sfruttare i momenti in cui ha senso farlo. Io lo capisco, il voler partire da delle certezze che hai, delle cose che hai studiato e degli automatismi che dovrebbero essere stati imparati a memoria. Piano piano, nei momenti giusti, cominciare a vedere altre soluzioni, proprio per non trovarci che le devi fare per emergenza, ma le fai perché è una scelta tua e puoi avere un'altra scelta. È bellissimo. La coda. E non ti scordare Anghissà in versione Sulemana per l'analisi tattica, mi raccomando, ti ho scritto il link, veramente mi ha fatto gli astemmare tutte le madonne. Ciao Valerio, buonasera amici bellini. Prima in casa di nuovo in Champions, prima vittoria sofferta, a tratti giocata bene, soprattutto quando siamo passati 4-3-3, 4-3-3, ricordiamolo, perché il 4-3-3 è per questa squadra, non il 4-1-4-1. Mi dispiace Andò, vedi volta per volta chi vuoi tenere fuori tra McTominay e De Bruyne, non ci interessa, questa squadra deve giocare con due esterni, o vuoi mettere Politano all'inizio, metti anche Neres a sinistra, non dico per forza Noalang che già ha iniziato a farci vedere qualcosa e si è molto sacrificato, vedi chi vuoi tenere fuori inizialmente, sono problemi tuoi, fai una partita una partita un'altra, vedi quello che vuoi fare. Gilmour che fa viaggiare la palla, che è una bellezza, mamma mia come è entrato bene, Spinazzola e JJ migliori in campo.
Spinazzola e JJ migliori in campo, Spinazzola meglio di Di Lorenzo a destra in questo periodo, lo dobbiamo dire. Piace, è piaciuto. Forza Napoli anche per domenica, cerchiamo di continuare a dare continuità al 4-3-3. Bravo. E mentre Massimo, non è che sono un grande esperto, o stai sfottendo, no, mi diverto a parlare di tattica semplicemente guardando le partite, non ho studiato, non sono un match analyst, non ho fatto nessun corso, mi diverto semplicemente a furia di inventarmi con le intuizioni. Se poi vedo che in conferenza l'allenatore di turno dice le stesse cose che vi ho detto io, allora vuol dire che ho visto bene. Un 3-4-3 con un Neres in più e un difensore in meno sarebbe troppo spinto, ma quanta qualità? Sì, queste sono quelle soluzioni che tu ti puoi inventare. Per esempio, è venuta senza saper leggere né scrivere proprio nel momento in cui il Milan sta rintanato tutto quanto, un uomo in meno. Ecco, l'idea di togliere un difensore per dare un pochino più di giocatori offensivi a me non mi sembrava una follia, secondo me si poteva anche fare. Tanto più che il Napoli come squadra ha quella mentalità dei 7 uomini di rincorsa, perché là non è che tu fai il circondamento di Leao, lo fai perché tieni 7 difensori, no, sono venuti tutti a dare una mano, compresi gli attaccanti e i centrocampisti. Il 3-4-3 in generale presenta delle difficoltà, perché 3-4-3 dei 4, quelli là che sono gli esterni, che si continuano a chiamare quinti, perché? Perché invece di far parte del centrocampo a 4, fondamentalmente fanno parte della difesa a 3, quindi sono spesso dei giocatori che possono farti anche fase difensiva. Difficile pensare a un Neres a tutta fascia per tutta la partita, così. In alcune fasi di gara secondo me si può fare. Ross. Buonasera Valerio, buonasera a tutti. Basso di volume. Fortunatamente abbiamo vinto, all'ultimo ci siamo un po' abbassati. Abbiamo sofferto, però ci sta. De Bruyne, ottima partita, e volevo sottolineare che Spinazzola ha fatto un partitone. E anche Gutierrez ha una personalità, un ragazzo che è assurdo. E JJ sempre sul pezzo, come Beogo. E bisogna migliorare qualcosa davanti, perché soprattutto col 4-1-4-1 siamo un po' macchinosi, ma nel frattempo ci prendiamo i 3 punti, meglio di sì. A posto, no, dimenticavo. Vedi, molto basso, e Pino invece come un Sempre pazzo. Pino, scusami, No. velocissimo. Chiedete scusa a JJ. Chiedete scusa a Juan Jesus, talismano della difesa, sontuoso, il GOT, il migliore. Chiedete scusa subito. Fino è quello del chiedete scusa. Ovviamente siamo diventati il Real Madrid. Aspetta. Ho scorso tutte le parole di Sky, perché Fabio ha detto che giustamente erano più o meno le stesse parole della conferenza. Danilo ci conferma quello che volevamo sapere, e lo abbiamo capito, e la proposta live, gli auguri, eccetera eccetera. Signori, il dottor Varon, devo fare entrare Guido. Non lo so nemmeno se c'è, perché oramai per colpa mia ho fatto nemmeno la live, non l'avevo nemmeno preparata. Ho fatto tutto un pochino in fretta, ma voglio lanciare il link a Guido per capire se c'è, se ci può dare una mano, altrimenti io continuo a sentire i vostri commenti. Se Guido lo abbiamo, ci fa piacere sempre. Paste, questo è Guido. Benissimo. E quindi possiamo ritornare, perché poi diventa più pesante con i vocali, però siamo arrivati. È una live che purtroppo ha preso una piega anche romantica, e quindi va bene così. A posto. Salutato anche il nuovo ragazzo, il nuovo arrivato. G-Call, ma se Vania non fa la parata... hai ragione amico, ma infatti guarda, non lo so se stai seguendo da quando ho iniziato. Io ho iniziato la live poi è diventata una live di grandissimo spolvero, ma ho iniziato con quella tensione e con quella paura che ce l'abbiamo fatta quasi per il rotto della cuffia. Mentre è una partita che comunque è stata gestita bene, alla fine tu li hai fatti difendere, loro si difendono bene, non hanno creato tanti presupposti. Quindi c'era da lavorare, come nell'ultimo vocale si diceva, più nello sviluppare meglio, nel creare noi più occasioni, ma non è che abbiamo sofferto
tantissime cose da parte dello Sporting. Una partita di Champions, una partita molto seria, una partita dove dovevi stare almeno su 2, sarebbe stato meglio stare sul 2-0, ma un certo equilibrio, valori che si possono comparare e comparare. E la parata c'è servita, è dovuta stare. Ma lo sapevamo che finiva 2-1, ve l'avevo detto un paio di giorni fa. No, non si dice così, perché anche Meret avrebbe potuto pararla. Ricordiamo quelle 2 parate che fa molto ravvicinate contro chi era? L'ultima partita contro il Pisa, non mi ricordo. Quindi piano. E chi se lo fa scappare? Carlo salta su Beukema, non lo so di che state parlando? Carlo, con gesto perfetto fino al paratone di Milinkovic. Ah, quindi state dicendo no, e dice salta su Beukema, ok, no, poi nello specifico io là stavo impazzendo, non ho visto chi se lo stava marcando, ma lo vedremo tranquillamente, lo sai. Non ricordo tutte le hitmaps, ma Spina stasera mi è sembrato sovrapporre molto di più di quanto l'abbia fatta Di Lorenzo ultimamente, mi è sembrato giocare più verso il centro del campo. Allora, su Di Lorenzo te lo dico quasi sicuramente perché sta sempre più interno. Fammi dare uno sguardo veloce, perché dovrebbero già esserci. Credo che abbia giocato più di binario, sì, ma non lo so se si vede, te lo faccio vedere. Immagina che quello è il campo, e quindi ha giocato più di binario Spinazzola, come di solito fa, che se poi vedi Politano tiene più o meno la stessa hitmap un po' più avanti. Di Lorenzo di solito un po' più interno, e se andiamo a vedere secondo me quella di Gutierrez troviamo i tocchi un po' più interni, si vedono di meno perché ne ha toccati di meno, quindi ha fatto più Gutierrez il Di Lorenzo centralmente, e là si crea l'intruppo, perché seppure Gutierrez vuole giocare in mezzo al campo, noi speravamo in uno di binario che avvolgesse la manovra, la fascia, e quindi così. Sono d'accordo con Pino, chiedete scusa a JJ, Lollo è proprio la giornata delle scuse, delle proposte matrimoniali, così. Ma Meret lo parava quel rigore? Ecco, magari, si potrebbe dire anche questo, vedi con i se e con i ma, non si può mai sapere. Portiamoci a casa quello che è successo, che è esattamente quello che doveva succedere, ci portiamo a casa la conferenza di Conte, che è stata secondo me on point. Benvenutiamo ad Adaption, si è appena abbonato al canale, ricordo a tutti gli abbonati vecchi e nuovi, perché ci sono anche degli abbonati che magari non hanno Telegram e quindi non se ne fregano proprio, ma tutti quelli che vogliono entrare nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati, ovviamente non posso farlo testè perché voglio mantenere la live sempre pimpante, però mi scrivete un messaggino in privato su uno dei mini social e vi dico come fare per entrare nel gruppo, e alla grande. Se non volete abbonarvi a YouTube c'è anche il supporto Ko-fi, che è un Ko-fi che io mi prendo grazie a voi con il caffè, e parliamo di calcio, parliamo anche di altre cose, parliamo di musica, parliamo di altri sport, parliamo delle altre squadre, è diventato un ritrovo di amici, parliamo di amore, parliamo dell'amore, perché non si potrà fare altro che parlare d'amore. Ma Lukaku lo faceva quel gol di testa? Vedi? Tutti i se e i ma, i what if. Ma come si chiama? Ma Zielinski lo faceva quel cross di De Bruyne? Ma l'avrebbe fatto Lavezzi quello scatto di Neres? Sarebbe andato fino in Wolfsburg? L'avrebbe fatto? Come si fa? Quindi teniamoci quello. L'amore, esattamente, l'amore come all'epoca, Marione. Quindi vuol dire che tu sei uno di quello che sta da più tempo con noi. Allora, comunque Højlund 2 gol fatti col piede, entrambi col Hai ragione, lo sai che io ci tengo a queste cose qua, non sono cose banali. Il primo secondo me è ancora più difficile, perché il modo in cui si gira e si prepara, però sì, 2 di destro e 1 di testa per un mancino, Guido, non è male. Io lo faccio entrare così, capite? Senza preparazione. Buonasera amica Bellini. Buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Devo delle scuse. Innanzitutto i miei complimenti tardivi, no, queste sono scuse sincere, non chiedete scuse.
perché l'altra volta, preso da 1000 cose, vari problemi, dolori, non ho fatto i complimenti sentiti alla nazionale di pallavolo per conquistare il titolo mondiale. Bravo. Quindi seppur in ritardo. Voglio fare un saluto speciale a Dame Julie Andrews, che oggi compie 90 anni, una leggenda del cinema, e voglio salutare anche un attore sublime che è Sir, da oggi lo dobbiamo chiamare Sir, sì, Gary Oldman. Non salutiamo gli uomini delle caverne che continuano a fare a botte prima, durante e dopo le partite. Hai fatto bene, non ne ho parlato proprio. Fatto bene. Che non c'entrano niente. Di che cosa vogliamo parlare? Vuoi come l'ho vista, vedere come l'ho vista io la partita? Sì. Oppure senti, secondo me una vittoria importante. A me Conte non è piaciuto per niente dopo la partita con Milan, mi è sembrato degno del miglior Mazzarri, di un provincialismo preoccupante, tra l'altro un uomo che ha vinto scudetti da giocatore, da allenatore, campione d'Italia, e invece prima della partita di oggi e nel post partita che tu hai fatto sentire mi è piaciuto tantissimo, l'ho ritrovato quello che conosciamo. Conte è uno che è ossessionato dalla vittoria e detesta perdere, quindi così molle dopo quella partita. Mi piace lo spirito di gruppo che sta creando, stavo vedendo, se poi ti faccio vedere come sono distribuiti in maniera molto diversa quest'anno i minuti, ci sono tanti giocatori che hanno già, sì, poi lo vediamo, quindi e mi è piaciuto soprattutto il concetto che secondo me, io poi mi sto disintossicando dalle trasmissioni, che è importante, è vero che abbiamo vinto, ma è una vittoria che non cancella il fatto che è una squadra che ha iniziato un processo di crescita, che sta facendo step, cioè la vittoria non cancella questo processo, non lo sanno, invece che abbiamo vinto siamo già arrivati al nostro... No. E quindi e che lui getta le basi, ha detto no, questo è importante, che l'anno prossimo dobbiamo ulteriormente. Mi è piaciuto oggi come primo tempo di una partita molto piacevole, non una partita spettacolare, ma molto piacevole, anche perché lo Sporting se n'è venuto a giocare, come è giusto vedere nella Champions League. Il Napoli ha mostrato quelle che sono le sue problematiche, le sue qualità, porta molti giocatori nella tre quarti avversaria anche con molta facilità, molti giocatori nell'area avversaria, non nell'area di rigore ma nella metà campo, scusate, avversaria. Alla fine stiamo solo con i due difensori centrali. Oggi JJ ha fatto spesso anticipi e passaggi filtranti, quindi una squadra altissima, ma pochi giocatori in area, e questo è un tema, dobbiamo capire perché. Questo ci rende non troppo pericolosi nonostante la mole di azioni che creiamo. È un altro tema che a volte portiamo troppi giocatori avversari nella nostra area. Abbiamo concesso già troppi rigori o rigori evitati per poco. Il gol nasce da un momento dove lo Sporting aveva ripreso un po' il pallino del gioco. Era da 2 minuti che aveva il pallino del gioco, una bella azione, perché poi tamponata da Anghissà, siete troppo severi con Anghissà, guardate che toglierlo dal campo peserebbe. Lo so che pesa, però poi alle volte... Sì, poi ne parliamo, diciamo, però bella azione. 1-2 rapidissimo con Kevin, che poi ha tecnica, padronanza, sempre quella cosa molto importante nello sport, no? Dello spazio corpo palla avversario, bellissimo passaggio filtrante, gol da attaccante freddo, 1-0. Secondo tempo un po' più pasticciato, lo Sporting ha cambiato qualcosa, è stato più alto, non dico che ci siamo disuniti, però siamo stati più sfilacciati senza disunirsi mai. Abbiamo preso un gol per un'azione difensiva di nuovo, se tu vedi qualche scalata sbagliata, e secondo me Politano stanco lì, è sempre una questione, ragazzi, di centimetri, di millesimi del secondo. Lo sport a altissimi livelli a questo punto è uno sport a altissimi livelli, perché la UEFA Champions League, e abbiamo concesso un rigore sciocco, no? Però abbiamo avuto la forza più per la giocata di singolo, scusate, di riprenderla, un po' pasticciati alla fine. È un Napoli che ancora deve capire come ottimizzare le sue qualità, e siamo sempre come quello che ci siamo detti a Milano, no? Questo sistema di gioco qualcosa toglie, qualcosa aggiunge. Oggi ha aggiunto fortunatamente, però per esempio togliamo degli uomini, perché noi abbiamo, come noto, tanti giocatori di fascia come Neres, lo sappiamo, Lang, e non ne gioca nessuno da titolare.
Però sono 2 milioni e 8, sono 3 punti nel girone, sono 2 punti di ranking UEFA, sono soldi dei diritti televisivi, autostima, subito una vittoria, in fondo dopo 2 giornate ci può stare con Manchester City. Fino adesso la partita che abbiamo toppato, perché poi quella con Manchester City c'è sempre il punto interrogativo, no? dell'espulsione, è che col Milan dovevi almeno pareggiare. Quindi questo primo momento di stagione, nonostante il Napoli sembri in rodaggio, e lo è, anche una situazione di costante emergenza, bene ha fatto Conte a dire, ragazzi, non c'era manco il portiere della squadra, della difesa titolare, cioè cambiare 4-4 ed è importante perché stanno entrando, forse prima del previsto, dei giocatori che devono fare il loro percorso di crescita. Quindi qua non è una questione di risultatismo, scusate il neologismo, prendendo l'imprestito dall'ottimo Fabio, è una questione di è diverso chi pensa solo al risultato, abbiamo vinto, va bene tutto. No, il calcio, lo sport, in questo caso noi parliamo di calcio, è fatto di momenti. Pepe De Giorgi, che veramente grandissimo risultato, lo ha ricordato, no? Questa vittoria nasce da una sconfitta dove noi ci siamo confrontati, parlati, e da lì piano piano è venuto questo percorso vincente, clamoroso, di un nuovo mondiale. La gente pensa che la PlayStation, uno si siede sul divano, gioca, e non è così. Anche all'interno di una partita, no? Hollywood ha fatto 2 gol bellissimi, totalmente diversi, molto importante, però si fa a volte anche delle scelte sbagliate di giocate. Se tu rivedi, tu fai un'ottima analisi tattica, lo vedrai in quell'azione di nuovo dove siamo 3-2, in qualche momento è stato nervoso, non quel nervosismo che ci irritava di Osimhen, quindi sembra apparentemente già più maturo rispetto nel suo essere acerbo, chiaramente più maturo di quanto lo fosse Osimhen. Però ragazzi, fa parte dello sport, per quanto tu possa allenarti a 1000, bellissime parole di Conte, sai quanta benzina metterà nel motore dei nostri due? Ma è importantissimo, sta facendo gruppo perché è così, perché è così che si affrontano i campionati. Io l'ho vista così, che non è che va tutto bene, ma mi sembrano che ci sono delle condizioni importanti, solide, su cui costruire. Una stagione... No, se si creano i presupposti anche per cambiare qualcosina, cioè non mi è sembrato cocciuto nel voler portare avanti. Ricordate questa cosa, che l'anno scorso è stata la chiave di lettura della vittoria, no? Noi dobbiamo trasformare tutte le energie negative che ci buttano addosso, come se fosse lo specchio, in energie negative che si riflettono invece sugli altri, e non cadere in queste trappole, perché poi alla fine è molto stressante per gli altri vedere il Napoli in testa alla classifica. A me l'avete capito quando io ve lo dissi, si soffro. Quindi non pensarci, fare il nostro percorso e lasciar parlare. Sì. Guido, dimmi una cosa, visto che non siamo stati capaci di avere una comunicazione in merito, ma Di Lorenzo ha avuto 1 o 2 giornate? Senti, da quello che hanno scritto i giornali sembra una. Pure io sono curioso, anche perché non è un fallo violento, però potrei sbagliarmi e quindi chiedo scusa. Chiedete scusa. Forse perché è espulsione diretta, ma essendo chiamata dal VAR vuol dire che non era così eclatante, non c'era condotta violenta. Bene, Guido, voglio ascoltare un paio di vocali con te, perché quello là che ho saltato, che era di Francesco, adesso con i tuoi presupposti forse ha più senso, perché c'erano degli spunti che si potevano riprendere. E poi recupero il dottor Baron, che pure così, fammi vedere, ce la farò, eccolo qua. Ciao Vale, credo che con questo vocale andrò a spegnere un po' l'entusiasmo, perché ho visto Napoli tutto tranne che brillante. Nel primo tempo hai subito pochissimo, mentre nel secondo stavi per passare anche in svantaggio, loro sono stati poco cinici. È la quinta partita consecutiva in cui non fai clean sheet e subisci gol. In attacco, in fase offensiva sei prevedibile, attacchi prevalentemente a destra tranne quando entra Lang. Migliore in campo Spinazzola, che fa una prestazione difensiva sontuosa, addirittura meglio anche di Højlund e De Bruyne. De Bruyne continuo comunque a vedere un pochettino fuori posto, e credo che lo stesso KDB
grande atmosfera di Champions League, non abbia notato tanto la differenza con gli Stadium di Manchester, perché non ho visto questa grande atmosfera, anzi è stato abbastanza silenzioso, almeno dalla TV, poi non lo so lì in prima persona. E ieri Galatasaray con Salah e Szoboszlai che si tappano le orecchie dai fischi, quindi si può fare di meglio. Però i 3 punti fondamentali. Mi sembra corretta. Corretta, onesta, sì. Sì, sì, ma il secondo tempo io ho detto molto pasticciato in alcuni momenti. Concediamo, ho detto, troppe entrate in aria. L'anno scorso veramente manco se li facevi piombare da un drone in area di rigore. Cioè, è una squadra non più in convalescenza, come fu all'inizio della stagione scorsa, in costruzione. Dobbiamo accettare, cioè non è una questione, ragazzi, di essere tristi o scontenti, polemici, la critica costruttiva, questa retorica veramente noiosa e stucchevole, è di avere la lucidità e la pazienza di capire questi due concetti. La prima lucidità, ragazzi, siamo in una fase di costruzione, la pazienza è, abbiamo un attimo di pazienza, d'altronde non è che sono 6 mesi che Napoli sta giocando così, in più questi due elementi si aggiunge quello più importante, una costante situazione di emergenza, perché avevamo iniziato con Lukaku e poi a cascata siamo. Quindi si tratta di essere calmi, non come le conferenze stampe del Napoli. Mando un bacio a Nil e a Dario e ascoltiamo il dottor Varon. Aiutatemi cortesemente, Valerio, ad avere delucidazioni in merito alla seguente questione. Perché il Napoli davanti l'area, quando la difesa avversaria è schiacciata nella propria, appunto, metà di campo, in particolar modo nella propria area di rigore, non riesce a fare le triangolazioni e soprattutto chi dovrebbe svolgere il ruolo di attirare i giocatori dalla propria area fuori in maniera tale da fare entrare un incursore dentro che magari con un'iniziativa personale, tecnica, driblatoria, possa poi creare una situazione pericolosa. Perché queste dinamiche le dobbiamo subire e non riusciamo a crearle noi? Chi deve svolgere questo ruolo cortesemente? È un po' quello che poi faceva Lukaku, Guido. No, guarda, vedi Valerio, è molto giusto quello che abbiamo ascoltato, perché tra l'altro è stata una caratteristica che ci ha resi spesso spettacolari, efficaci, ma già dai tempi del maestro Sarri, no? Il famoso dentro e fuori. Avevamo Jorginho e Hamsik che erano dei maestri, no? Poi tu avevi Carione, Insigne, Mertens, una squadra molto piccola, molto tecnica, molto bassa, ricordiamoci. Ed era difficile che tu entravi sempre in area, sempre in porta, perché il Napoli non aveva le cosiddette torri. L'ha fatto anche un po' con Ancelotti, non a quei livelli, però è una costante che noi abbiamo sempre avuto, no? Nel primo tempo non c'è stato questo, però c'è stato un elemento molto importante, quindi che il Napoli ha avuto la pazienza spesso di tornare indietro, giocare un tocco e mezzo, 2 tocchi per cercare di allungare e stanare l'avversario, però per far ripartire l'azione, non buttare la palla, e questo è riuscito bene. La capacità di riprendere palla o non perderla e far ripartire l'azione. Dove invece non siamo andati bene, come è giustissimo questo vocale, è che poi lì non che ci muriamo, sembrano tutti in linea e non c'è questo attacco allo spazio. Ci sono stati 2 timidi tentativi del Bruyne con 2 passaggi, uno lungo, no? Però è vero, chi lo dovrebbe fare? Chi non è tanto che noi scegliamo un giocatore, e ci sta mancando. Siamo bravi dopo le prime giornate dove insomma la condizione forse ci ha un po' penalizzato. Adesso siamo bravi a avere più il possesso palla, bravi veramente. A un certo punto tu vedi che sono Juan Jesus e un altro giocatore a seconda di quali sono infortunati, ma tu avevi De Bruyne al posto di il terzino più avanti di lui, una squadra altissima, no? Però non basta questo, cioè tu devi comunque entrare in area, a parte l'azione di Politano, lo facciamo un po' più a destra, no? Questo gioco con Ghissà qualche volta che diventa lui più alto che tenta il cross, però siamo ancora un po' imprecisi, ancora un po' lenti, e certe dinamiche le dobbiamo capire. Questa cosa stiamo mancando, perché così lasciamo l'attaccante troppo solo
e diventiamo troppo lenti. Non puoi entrare alla Barcellona sempre in area col pallone e fare gol tipo Olic Benji, no, diventa un Ma po' anche difficile. perché devi avere uno spunto tecnico individuale del livello dei Quindi vari io non so Foden. rispondere adesso chi lo deve fare, nel senso perché sarebbe facile dire, è chiaro che noi ci aspettiamo a questo punto maggiore incisività, invece è molto lontano dalla porta, non lo stiamo capendo da McTominay, che è il giocatore che sta mancando. Non stiamo bocciando, perché io non so quello che sta Salvate succedendo, il soldato Scott. che De Bruyne è un bidone, una pippa. Si tratta che io uso sempre il termine quasi del basket, no? Quando tu hai la mattonella, diciamo la zona nel calcio. Ha perso un po' la sua zolla e quindi la sua incisività, perché poi era spesso un appoggio alla seconda punta, sappiamo che ha fatto gol, a parte il primo gol si è un po' ma anche come tiri. McTominay è uno che appena vede il pallone, uno che vede la porta, la vede bene, calcia bene, no? Oggi hanno calciato più i terzini malissimo in tribuna che non i centrocampisti, a parte anche sa pure lui molto male col calcio. Dobbiamo migliorare in questo aspetto? Assolutamente sì. Una osservazione di campo di nuovo onesta e trasparente. Che Intanto abbiamo migliorato i nostri collegamenti, sta funzionando tutto, che bellezza. Vedi? Domani mi Guarda, ricambiano il modem, mi hanno detto che mi mettono una cosa favolosa. non cambiare niente, che è buono così. Sta andando. Allora, Simone. Ciao Vale, non so se sei ancora in tempo per mandare l'audio, comunque quello che volevo dirti io è che sulla prova di Spinazzola, secondo me è una valida alternativa anche sulla destra, e in più rispetto a Di Lorenzo quando viene servito da Politano mette anche cross subito, invece tante volte Di Lorenzo aspetta di nuovo l'arrivo di Politano o di Anghissà, invece Spinazzola quando gioca a destra e gli arriva il pallone subito cerca il cross, e avendo uno come Højlund che comunque nel primo tempo ha sbagliato l'attacco della palla, o un Lucca o comunque a rimorchio delle mezzali, può essere una soluzione, visto che Di Lorenzo ha fatto un inizio di stagione non al massimo. Ci sta. Cioè Spinazzola è un po' più di binario col piede suo che va fino in fondo, e dal fondo Di Lorenzo tende sempre ad accentrarsi. Modem che vince non si cambia. Stanno scrivendo, Sì. no, che poi tra l'altro se è Arsenio Lupin che ci dice che Olli e Benji sono di un altro livello, noi ci fidiamo che fa parte di tutto quel della nostra infanzia. Sì, c'è un matematico, adesso non ricordo il nome, quindi non lo cito semplicemente perché insomma non sono Dio che si ricorda tutto. E si divertì, quindi non per una mancanza di galanteria, quindi mi scuso, che si divertì a calcolare quanto è lungo quel campo di calcio delle partite di Oli e Benji, e parliamo di chilometri. La classifica degli assist è uscita. Si aggiorna quella là generale proprio, penso, in Champions. Abbiamo Ryan Giggs a 41, Di Maria 38, Beckham 36, Xavi. De Bruyne è quinto in questa classifica con 27 assist, mica poco. Mica male, Mica male. mica poco. Ok, l'ultimo vocale è una coda. In più hai un Gutierrez che secondo me appena entrerà nella forma migliore, e anche a livello tattico nel campionato italiano sarà davvero difficile da togliere, secondo me. E in più hai un Gutierrez è stato praticamente la questione tipo quella là di Gulam, cioè quando uno torna dall'infortunio fa buona la prima e la seconda paghi un pochino Sì, quindi nulla di preoccupante, perché abbiamo una letteratura storica non solo del Napoli ma del calcio sterminata. È importante sta cosa, cioè quasi aspettare, non dico sai già quello che succede, ma non cadi dal pero se vedi un calo leggero della prestazione rispetto al finale in crescendo. Diciamo che addirittura è abbastanza tranquillizzante una cosa del genere, è preoccupante se tu parti a 1000, perché è così funziona il fisico, poi piano piano ricresci. Quindi io lì per ora dico non lancerei nessun campanello d'allarme, direi ci può stare perché è così che ci insegna il calcio. Poi a volte uno però è più residuale quando tu fai buona la prima, la seconda meglio, la terza meglio. Di solito c'è un calo alla seconda, la terza, e poi
piano piano trovi la tua forma. Guido, si parlava di Spinazzola, si apprezzava la prestazione di Spinazzola, qualcuno ha detto addirittura, visto il periodo di forma, non è che uno poi prenda Di Lorenzo e lo butta, perché non è... Però visto il periodo di forma, magari un'alternanza così la vedi possibile, oppure comunque ritornerà a giocare Di Lorenzo in tutte? Ritornerà a giocare Di Lorenzo, nel senso che non perché lo voglio, lo decido io, è facile prevedere Conte quello che è. Tra l'altro vedi, qualche stagione fa c'era ancora Allegri sulla panchina della Juventus 1.0, no? E Schalke partì proprio male, ci furono 2 paperone, no? E poi continuò a giocare, poi lui lo disse, io ho parlato con il portiere, ho detto no, non è successo niente, continuò a giocare. Anche lì ci possono essere 2 scuole di pensiero, ti ricordi quando uno era piccolino, c'era la scuola di pensiero quando uno deve buttarsi in acqua, quando la sente fredda, chi piace piano piano acclimatarsi, no? E chi tutto è subito, mi tuffo e vedo come va, no? E lì le 2 scuole di pensiero ho detto, è meglio fermarlo il portiere e piano piano recupera o così lo metto in crisi. Allora, per Di Lorenzo è meglio che progressivamente ritrova fiducia, ma la ritrova giocando perché il capitano lo mette in discussione. Poi chiaramente ci possono essere anche altri tipi di problematiche, nel senso che uno ha dei problemi fisici non gravissimi, però leggermente invalidanti, no? A volte tu hai un problema al plantare, ricordate che Amstetten Segreto che aveva problemi di tonsille e si fece tutto un campionato, alla fine decise di operarsi perché non ne poteva più, no? Non è una cosa come quando ti rompi il ginocchio, il tendine d'Achille, no? Però lo stesso ti alleni male, giochi non bene e non lo sappiamo, no? Allora uno può anche dire ho questo problema, però io tenderei a pensare che la prossima la giocherà Di Lorenzo. E Guido, la prossima la giocherà anche Meret, secondo te? Cioè, io ho pensato che ci sia quasi un accordo, Savic per la Champions e Meret per il campionato. Ora vediamo questo primo blocco dove c'è pure io a questo punto la penso così, no? Che poi Benitez non disse che il calcio è bugia, disse che a volte bisogna dire delle bugie per difendere. Quella era in occasione di David Lopez, nacque, se non ricordo male, poi se lo disse in un'altra occasione, che tu devi proteggere la squadra, un calciatore. Invece ormai le persone ricordano che il calcio è bugia, non è così, non ha detto che è sempre bugia. Ed è una frase vera, cioè che a volte chiamiamole una sorta di bugie bianche, no? Quindi può darsi che Conte dice no, ma dipende dall'avversario, dal piano gara. Poi se vediamo che Menezes si fa tutto il campionato e Savic si fa le coppe e diciamo vedi il calcio è bugia, aspettiamo diciamo qualche altra partita in più. Per ora lo ripeto e facciamo gli scongiuri. Di solito questa alternanza, anche qui abbiamo un'ampia letteratura, non va benissimo. Anche in squadre nobili, ricordiamo Paris Saint-Germain, no? O altre squadre, no? Perché poi quando Donnarumma non è stato messo in discussione ha fatto il fenomeno all'inizio, ma insomma il Milan non lo faceva, il Milan di Sacchi, no? Aveva Galli nella Coppa Campioni, si chiama ancora così. No, però sta andando male perché i 2 portieri stanno andando bene, non possiamo recriminare nulla. I gol che abbiamo preso sono gol di sbavature di reparto, Meret sul rigore non poteva niente. Certo Milinkovic l'anno scorso li ha parati anche nel sonno i rigori, ci aspettavamo magari che li parasse oggi, però ci può stare. Però sia Meret su delle uscite basse e oggi Milinkovic, portiere parata da grande portiere, no? Lo sappiamo, no? Quando tu stai per tanti minuti della partita inoperoso e prendi un tiro a freddo medio, non in quello imparabile ma manco facilissimo, quelle cose lì, e invece ti fai trovare impreparato. Ecco, la parata alla fine non è un tiro imparabile, però sono quelle cose velenose, insidiose a fine partita e tu ti rovini, insomma una cosa è il pareggio, non solo un punto di secondo. Quindi ti rovini la settimana perché poi avremmo fatto tutto un altro tipo di live. Però questa alternanza per ora significa che si stanno allenando bene, probabilmente hanno parlato con molta chiarezza con l'allenatore e altrettanto perché Conte potrà avere 1000 difetti, io non sono né un suo
criticone, né, che lo devo difendere, no, però è uno che è veramente abbastanza spigoloso nei rapporti, quindi lo disse Mario Rui che fu messo fuori squadra, e io veramente non posso dire nulla perché è stato chiarissimo con me, e quindi quando non è chiaro almeno non vivi nel dubbio, e quindi probabilmente in questo momento non sta creando ansia ai due portieri, si stanno annullando, e per noi va meglio, io lo dico sempre, più giocatori di qualità pronti aggiungiamo nelle rotazioni, ragazzi, meglio è, non cadiamo nelle trappole di quelli che chiedete scusa, vi vengo a prego, come si dice, lì, e dobbiamo difendere Orticelli, noi dobbiamo pensare alla collettività, alla squadra. Allargare. Sì. Tra l'altro, se sono due medio buoni invece di uno, è meglio due, cioè è un discorso anche di una tale banalità, quindi tu hai avuto questo intuito, io mi accodo a Valerio e vediamo dopo le 13 giornate, 4-5 di Europa Champions League, qual è? No, anche perché poi in Italia quali squadre giocano con la difesa un po' più alta dove tu puoi sfruttare? Pensate al Bologna, poi vediamo. No, la cosa, scusa, importante, veramente chiudo, che invece dobbiamo sottolineare, no? Meret qualche partita di Europa ce l'ha sulle spalle, no? Potevamo pensare di pagare Dazio, no? È meno esperto, se non sbaglio, no? No, è vero, sono le prime esperienze di Europa. Inizio traumatico perché giochi praticamente una partita tutta di sofferenza in difesa con City 11 contro 10, quindi proprio il peggiore esordio, non per colpa sua, e non stiamo criminalizzando Di Lorenzo. Quindi, e invece è importante che non ha pagato il dazio dell'esordio in un'età media, no? Meret comunque alla fine non è diventato Yashin o Zoff come qualcuno, però la sua esperienza ormai ce l'ha, no? Ed è un ragazzo serio. Guido, dammi una mano su Andy Chissà, dai, perché sentirai domani la reaction, io me la prendo moltissimo con lui per i non interventi, cioè per la sua eleganza anche quando cerca di marcare, e sta sempre un po', è troppo buono, io lo vedo che non interviene con cattiveria sull'avversario. Tra l'altro, mi aggiungono, si trova nel posto giusto per tirare, cioè come posizionamento, poi per chiudere l'azione spesso si trova meglio dove dovrebbe trovarsi un De Bruyne, dove dovrebbe trovarsi un McTominay, ma senza grande coordinazione. E aggiunge l'amico Salvatore, che avevo perso, che dice insomma ce ne accorgeremo quando non ci sarà, cioè che anche quando non gioca benissimo guarda Valerio, il problema della partita di oggi di Anchissà, le amiche Bellini e amici Bellini sanno della serenità con la quale Valerio e io ci confrontiamo, quindi non c'è nessun maschio alfa o gallo nel pollaio, anzi in due cerchiamo di capire un po' meglio se ci riusciamo le cose, no? Quindi e che poi me la rivedrò pure io, e che le cose che non sono andate risaltano molto agli occhi. È vero. Perché sono a volte di una tale facilità e leggerezza che ti fanno, capisco anche determinati tifosi, amiche Belline, amici Belline, non dico andare in bestia, ti fanno infastidire, no? Però il lavoro che ha fatto, spesso, non voglio dire dominante, perché noi abbiamo visto delle partite dominanti, anche sono veramente in alcuni frangenti egregio, con la totale consapevolezza che lui non perde palla, e quindi questa discontinuità non va bene. Sul fatto del tiro io lì non lo criminalizzo, perché non è stato né un Goleador né Hamsik è un giocatore che non rimpiangeremo mai a sufficienza, perché non tutti i centrocampisti adesso hanno quella capacità di calcio, di inserimento, cioè questo prima che Mertens lo superò Diego, che però ha fatto molto meno campionati, da centrocampista. E quindi non dico che va bene, però se mi sbagli il tiro anche in quella maniera marchiana è meno grave. Sul fatto che dici tu, però io ti faccio notare una cosa: hai Conte e O'Reilly,
che hanno giocato in quella zona del campo con caratteristiche diverse, chiaramente, in epoche diverse, sia primordiali che corte, chiaramente. Però non sono stati due portieri o Butragueño e Paolo Rossi, eccetera. Porca miseria, se manco con loro, diciamo, a quell'attitudine, mi sa che un po' ci dobbiamo abituare. Ma E d'altra allora- parte, scusami, No, quando... finisco. Allora dove può Vai. migliorare nella condizione di forma dove tu sei sempre in anticipo e non hai bisogno di fare il fallo? Esatto, proprio questo, perché quando noi parliamo dell'Anghissà dominante che ci fa ricreare, non è un Anghissà che comunque entra nelle gambe, anzi, è uno che non ha bisogno di fare fallo. Cioè, tutto il contrario di quello che noi speriamo possa essere, cioè il giocatore di distruzione, di interdizione. È un giocatore di un'eleganza straordinaria, di una buona tecnica, che danza sul pallone delle volte, che ha delle possibilità. Invece noi lo vediamo grosso e pensiamo, ok, quello che va a fare la lotta in mezzo al campo. La lotta la fa Lobotka molto di più. Sì, Per intendere. è, quel tipo, come dici tu, di fisicità. Poi io dico proprio umanamente, probabilmente è una persona che ha una tale spiritualità che probabilmente non ha un certo tipo di istinto, no? Però Non l'ho mai Valerio- visto protestare, non l'ho mai visto prendersi una... ecco, esatto, vedete, non è uno che... Ci sono dei giocatori che erano irritanti, no? Anche durante la partita, stanno sempre a parlare. Oggi Politano male. Testa a testa l'abbiamo rischiato. Non come prestazione, siete troppo intelligenti, amici bellini, per non capirlo. Sei capitano e non puoi permetterti di avere quei momenti di mancanza di lucidità, addirittura di chiamare la provocazione, no? Perché hai subito il fallo, non c'è bisogno di fare i gestire, chiamare lì, puoi alzarti, perché sei il capitano, a parte che di solito poi uno può essere sanzionato più severamente, perché ma devi dare l'esempio. Noi abbiamo già subito un'espulsione alla prima giornata e maggiore freddezza, cioè, tra l'altro, avendoti dato questo riconoscimento, non solo per le presenze, non so poi come si sono messi d'accordo, qual è la gerarchia, e tu devi dare qualcosa in più. Anche se tu non lo vedi mai perdere la testa, poi uno adesso troverà un momento, ragazzi, però su 100 partite che ha fatto, insomma, non ha quelle caratteristiche. Però Valerio simpaticamente, no, nella sua canzone dice rischiano, e a volte un giallo speso bene ti può evitare un gol e cambia la storia di una partita. Però ti ho detto, possiamo confidare, perché più nelle sue corde, in una condizione, una concentrazione migliore e costante che permette di non aver bisogno nemmeno di avere quel rischio, dice no, non l'ha fermato e fa. Oggi sì, c'è stata un'azione dove addirittura quasi dice chiedo scusa, quello sì. Incredibile, veramente. Fabrizio Romano riporta le parole di De Bruyne. Io non lo so, scusa, è una cacchiata che sto dicendo. Se alla fine fu un trauma, e chiudo, di quel vergognoso Milan-Napoli, dove ne subimmo, mamma mia. Di quella là di Champions. Dove proprio non ci stava, quella fu un'ingiustizia, perché noi poi giocammo senza Kim, Anghissà, Ritorno. Quello era il tuffo di Teo sul suo piede. Sì, che poi portò. Io me la ricordo bene quella, perché tutti sono fissati col rigore, lo Zano, eccetera. Però quell'episodio cambiò non solo la partita, ma anche il ritorno. Fu proprio i due arbitraggi, e io non mi lamento veramente mai, non come quelli che... Ma se noi ce la rivediamo tutte e segniamo anche quelli a loro favore, insomma. E quello potrebbe essere un trauma che un giocatore ha subito. Non faccio più un fallo. Può essere. Allora, le parole di De Bruyne riportate da Fabrizio Romano, dice: non ho problemi di alcun tipo con Antonio Conte, per niente, sono un vincente e voglio fare la differenza sul campo, ci sono zero problemi con l'allenatore. Le parole di KDP. E io penso che non c'era dubbio, nel senso che poi Conte, come l'hai letta quando Conte dice se è uscito arrabbiato per altri motivi che non fossero il risultato, ha sbagliato persona? Un po'
forse eccessivamente. Io capisco l'imporsi, però. Conte lo sai che è un sergente di ferro. Lui ha delle regole che poi tra l'altro gli hanno dato anche spesso dei risultati vincenti, quindi giustamente dicevo io perché devo cambiare se queste cose portano dei benefici. No, lì ho trovato il Conte che può non piacere, io poi non faccio mai una questione di gusti, non devo dirvi quello che piace a me, quindi l'ho trovato coerente col Conte pensiero, quindi estremamente duro e spigoloso. D'altro tempo lo disse di qua, no? Altri no, non ci sono problemi, si siedono in panchina con me, no? Quindi vale per tutti, insomma, che è 12° nella classifica del pallone d'oro. Beh, io spero, poi ci dobbiamo fidare di quello che leggiamo, no? Che c'è stato addirittura un intervento di Oriali, di mister Saggezza, quanto bello Oriali, quindi possiamo stare tranquilli. Io penso che le vittorie sarebbe importante vincere subito un trofeo, no? Lo so che c'è chi dice che sono coppette, questi giocatori gli fa molto bene vincere, vedi che lui dice io sono un vincente, le vittorie a questi giocatori sanno molte cose, molte incomprensioni. Per esempio oggi, per quanto abbiamo già detto, se no poi diventiamo noiosi, tante cose da migliorare il percorso, però Kevin ancora non è nello stato di forma, pure lui non ha la mattonella perfetta, però è entrato nelle 2 azioni, perché comunque a pallone non è che manca 80 anni ti dimentichi come giocavi a pallone, sei più lento, eccetera, eccetera. Però ragazzi, io non so quello che stanno dicendo su di lui, ma non lo voglio proprio ascoltare perché è tempo perso. Hai ragione. No, io penso che sono troppo intelligenti dello staff del Napoli, poi ripeto, noi abbiamo mister Saggezza Oriali, quindi siamo sereni, che sarà capace di quello che io dicevo negli anni, no? Ragazzi, ci sono delle figure che non fanno diventare i problemi, che non fanno diventare quei problemi delle cose crepe nello spogliatoio, che non fanno diventare quelle crepe punti che perdi in campo. Le cose si costruiscono prima. Poi ci sono gli infortuni, non può fare niente. Queste figure non vengono considerate, ma sono punti, perché il lavoro settimanale, anche di evitare che degli normali ci possono essere attriti o fraintendimenti, diventano problemi enormi, sono fondamentali. E noi abbiamo mister Saggezza Oriali. Bene, meno male. So che lo avete già fatto, ma spendiamo altri 30 secondi per un perenne immenso Lobotka. Io ho detto, cioè, Lobotka e poi altri 10 giocatori della nostra formazione. Quindi assolutamente. Quando mi chiedevano, per farvi capire, sono rapidissimo, sai, da bambino e da giovane ti chiedono i tuoi registi preferiti. Io non mettevo mai Kubrick e Orson Welles. E che, insomma, per non dico per un cultore di cinema, dice, no, ma non hai messo Stanley Kubrick, non hai messo Orson Welles. No, Kubrick è un filosofo del Novecento, quindi è fuori quota. Orson Welles è un genio tutto, e quindi così i miei 10 diventavano 12. No? Allora, siccome per regolamento non lo posso fare questo discorso nel calcio, perché se giocassimo in 12 perderemmo la partita, allora è come il Kubrick, no? Kubrick è fuori quota, non è solo un regista, è stato un pensatore, no? Allora Lobotka e altri 10. Bello. Qua dammi una mano tu, perché non la ricordo, e ripeto, insomma, ragazzi, io poi posso avere un'idea durante la reaction, poi quando la vado a rivedere torno indietro di molti minuti per capire se all'origine c'è dell'altro che però dall'azione sbagliamo proprio all'inizio sulla nostra 3/4 di attacco. Io appena l'ho vista è pericolosa, è tutta sbagliata quell'azione. Loro però sanno giocare a pallone, perché poi hanno giocato sul lato, chiamiamolo lato debole, prendendo in prestito una terminologia della palla a canestro, della pallanuoto, e quindi invece di essere egoista il giocatore poi ha scalato sul lato destro loro nel campo, il tiro fortunatamente è stato alto sopra la traversa, però io non, attenzione, purtroppo Valerio, per questioni, non solo Valerio, queste cose è una cosa che mi fa andare i matti, che uno non può far vedere immagini, come io non potrei farvi fare le mie conversazioni di cinema, perché se faccio vedere la scena del film mi bloccano e non ha senso lì con le conversazioni fare i fotogrammi, vabbè. Di l'azione la dovete vedere tutta e non solo la parte finale, perché se nella parte finale ha sbagliato Spinazzola, buttiamo
è proprio la squadra che si era messa un po' male, si è mossa male e loro si sono mossi bene e hanno fatto quello che si doveva fare. Però ricordateci sempre che ci sono anche gli avversari. Conte la vedrà perché quell'azione è come è partita, che è partita male. Io ricordo solo una, però non mi ricordo come va a finire, di una palla che perde Lang, e là avevo paura proprio che quella poi avrebbe potuto portare là, e là sarebbe stata una tragedia proprio per me mentalmente. Conte è stato generoso con Lang, perché aveva fatto il calderone di tutti i zuccherini, perché ha svirgolato un po', però qua secondo me è Benitez maniera, cioè che a calcio porta bugia, e io lo capisco perché bisogna essere anche un po' strategi, perché capire il momento, no? Allora qui è più importante questo. Secondo me è giustissimo, non ha senso in una vittoria importante, difficile, la prima del girone, dopo 2 giornate, stare a sottilizzare quello. Poi quando vedono la partita al video, con calma valutano l'errore, qui dobbiamo migliorare, ma in conferenza secondo me ha fatto benissimo. Sì. Fatto benissimo. Sono d'accordo. Guido, io ti ringrazio infinitamente. Vittorie europee non sono mai banali. No. E Guido viene sempre solo quando il Napoli perde, quindi non sono, e non bisogna dargli meno importanza perché non è Real Madrid. Ragazzi, il calcio europeo è un'altra cosa, il livello è alto e si passa in un percorso di crescita. Per troppi anni, e saluto, non voglio fare più perdere altro tempo, si aspettava solo la grande sfida, mutuandola come quando il campionato del Napoli si riduceva a Napoli-Juventus, no? Questa cosa molto provinciale, no? Allora la gioia di affrontare Real Madrid, invece no, tu dici quest'anno invece di 3 ne ho fatte 5 le partite, quando erano 3 poi ottavi e quarti, no? Quest'anno il nostro obiettivo è fare dei gloriosi 16esimi, poi quello che succede, cioè intanto arrivarci e giocarceli, no? Poi arrivi agli ottavi, perché sono un 16esimo incompleto, lo so, perché c'è chi parte direttamente dagli ottavi. Avere questo obiettivo, perché già sento, ma noi arriveremo nelle prime 8, non si saltano 50 gradini alla volta, con tutte quelle no, ma perché poi è la stessa gente che poi ne perdi una e è tutto da buttare, allora non è possibile. Perché sono giocatori che devono fare il loro percorso di crescita. Le vittorie in Europa, intanto questa è una vittoria che rimane per 5 anni, questo, almeno in questo i colleghi non gli interessa, nel senso che i 2 punti di ranking di quest'anno, di questa vittoria, insieme ai punti bonus che già avevamo, però di campo ancora avevamo 0, verranno scalati e speriamo di farne tanti di punti UEFA, fa 5 anni e noi abbiamo un ranking UEFA, solo il Bologna ormai è sotto di noi, tutte ci hanno superato. Ma questo è un argomento che affronteremo. Un saluto alle amiche Bellini, agli amici Bellini e a Valerio, e risalutiamo Dame Julie Andris e Gary Oldman, Sir Gary Oldman. Grazie mille a Guido Gentile, che saluto e ringrazio, e saluto tutti voi e ringrazio tutti voi per la partecipazione. Lasciatemi fare un doveroso abbraccio alla coppia, alla nuova coppia che abbiamo visto nascere, no, quindi già comunque, però è diventato ufficialissimo qua ed è stato un momento che ha reso la live ancora più elettrizzante. Vi abbraccio e vi bacio. Domani reaction, o forse stanotte reaction, non lo so, se ho tempo, voglia, ma poi analisi, perché sarà bello rivivere la partita con i 3 punti addosso, il 3 dei 3 punti addosso, però poter analizzare tutte le cose, i movimenti, le scalate, le preventive, annusare il pericolo. Amici Bellini alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, auguri a quel pazzo scatenato.